vera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì, che cambierà, vedrai che cambierà. Che non si parli più di dittature, se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare. Buongiorno, buongiorno, è arrivato un sabato come tanti. Non penso sia monotono perché c'è il sole, c'è un bellissimo sole, c'è un cielo di un azzurro pazzesco. Perciò io penso che forse quando usciremo questa mattina dovremmo essere sorridenti. Infatti la poesia di chiusura sarà dedicata al sorriso che manca a molte persone. Ma non manca ai giovani e ai bambini, sono gli adulti che non riescono più a sorridere, gli anziani, perché li abbiamo abbandonati. È una società proprio come povera patria e hanno dato tanto queste persone, specialmente i nostri diversamente giovani, come li chiamo io, hanno lavorato tantissimo, ecco, senza mai chiedere niente. Nel momento che hanno chiesto qualcosa, qualcuno ha rifiutato. Perciò io penso che tutti quanti dobbiamo cambiare registro, essere più umani, vedere il diverso con occhi diversi. Non è il colore, è la testa che conta. Se uno è una brava persona, cosa c'entra nero, giallo, viola, arancione? È la testa che conta, il bello, il brutto, il cattivo, ce l'abbiamo dappertutto. Ricordatevi questo, soprattutto a quelli diversamente giovani, non tutti, ma molti che hanno questa cattiveria, questo cinismo, questo non capire. E forse a questi consiglierei di vedere questa meraviglia di film che è La strada di casa, girata in India, un bambino piccolissimo che poi diventa grande, diventa ragazzo
e poi vuole ritrovare le proprie radici, nonostante abbia il benessere più sfrenato, nel senso che si è laureato, ha avuto tutto di più, genitori meravigliosi, che però hanno capito che le sue radici non era l'Australia, la villa, il castello, ma il suo paese, sua mamma, la grande Mami. Detto questo, vi presento subito gli ospiti che abbiamo questa mattina, in presenza Veronica Goi, vicepresidente Federazione Scacchistica Italiana, questo sport meraviglioso che forse qualcuno dovrebbe iniziare a imparare, mentre abbiamo collegata da Treviso Alessandra Carer e Luigi Garlaschelli, che voi già conoscete, eccoli qua. Presidente Stampunk Nord-Est, Alessandra, e Luigi, chimico e consigliere Stampunk Nord-Est. Buongiorno, buongiorno, come va? Buongiorno. Guardate che belli benissimo. sono, guardate che belli sono come al solito. Allora io partirei proprio con te, Alessandra, e poi saluto anche Luigi. Allora, cosa state organizzando? Cosa succederà? Prego, Alessandra. Sì, allora, buongiorno a tutti. Allora, come associazione Steampunk Nord-Est abbiamo in programma domenica prossima, sabato 16 settembre, un grande picnic steampunk a Villa Margherita Manfrin, e infatti ringraziamo per questo lei, signora Mirella. E cos'è lo steampunk? Perché siamo vestiti così? Per chi ancora non lo sa. Lo steampunk nasce appunto come movimento letterario e viene coniato il termine steampunk alla fine degli anni '80 in una corrispondenza tra due scrittori di fantascienza per definire un genere che si ispira alla fantascienza dell'Ottocento di Jules Verne e Wells, però ha degli elementi ambientato in un'epoca moderna, come se il passato si fosse fermato e si fosse sviluppato con la forza solamente della forza del vapore, degli ingranaggi. Infatti tutto nel nostro mondo steampunk, tutto quello che noi usiamo, viene azionato con grandi ingranaggi. Abbiamo le mongolfiere, i primi dirigibili, abbiamo tutta una serie di strumenti che si rifanno proprio ai romanzi di Verne e di Wells. E quindi chi viene al nostro picnic sarà ispirato, vestito con abiti ispirati all'Ottocento, però in versione più moderna. Ad esempio, le donne il corsetto lo indossano sopra gli abiti e non sotto come veniva nell'Ottocento, e questo è dalla parte della parola steampunk, punk, che è la parte ribelle, mentre steam significa vapore, quindi steampunk. Luigi, come mai questo cambiamento da chimico a fare delle cose che magari non tutti riescono a capire, diversamente giovani, ci mettiamo dentro tutti, ma con una voglia veramente di divertirsi, ma di creare un divertimento creativo? È questo l'importante, perché non è banale. Prego Luigi Garlaschelli. Ma io nella vita vera ero un chimico, ho lavorato all'università, adesso sono in pensione perché anch'io sono un diversamente giovane. E quindi nel mondo steampunk ognuno può interpretare un po' il ruolo che gli piace di più, e io non potevo che essere il professor Alchemist, che è una specie di scienziato pazzo di origine mitteleuropea che fa esperimenti stranissimi, però scientifici, che servono. Abbiamo anche un canale YouTube dove ne abbiamo molti di questi esperimenti. Quindi nel nostro tenebroso laboratorio Alessandra, il cui nome d'arte è Sky Lady perché lei vola con delle ali a vapore, e io che sono il professor Alchemist, fanno questi esperimenti che divulgano un po', diciamo, dei principi fisici o chimici veri, però presentati in modo accattivante. E quindi è stata una scelta obbligata per me, ecco, diventare il professor Alchemist. Poi ognuno si può scegliere il personaggio che preferisce. Ci sono esploratori, marinai, artigiani, operai che lavoravano sul Nautilus di Capitano Nemo, che aggiustavano i motori. Ci sono vari personaggi, insomma, ecco, ma non è obbligatorio. Noi
non siamo come i cosplay che imitano, per esempio, i personaggi dei fumetti, e meglio li imitano, meglio è. Quindi vediamo l'uomo ragno perfettamente riprodotto. No, noi ognuno si crea il personaggio che preferisce, una volta che l'abbigliamento è un po' quello, va bene, ecco. Grazie Luigi Gallaschelli per aver spiegato in pochissime parole assieme ad Alessandra cos'è questo. È un movimento, secondo me, perché siete anche sempre in movimento, non siete fermi, siete in movimento, e mi fa molto piacere avervi ospiti, e un in bocca al lupo per questo grande picnic dove invitiamo tutti quanti, perché è aperto a tutti, naturalmente vestiti, come ha detto Alessandra, nella giusta maniera, perché non si può sbagliare e sgarrare, perché è proprio un dovere fare questo, perché è proprio il simbolo dei steampunk, l'abbigliamento, il modo di porsi. E passerei alla prossima ospite, che è Veronica Goi, vicepresidente Federazione Scacchistica Italiana. Poi conosceremo anche il marito verso la fine, che è qui presente, un gran maestro anche lui di scacchi, Kenny si chiama. Allora, sentendo questo, Veronica, tu invece nel tuo mondo di scacchi, ma stiamo sempre parlando di uno sport che ha origini lontane, cioè origini veramente incredibili, è un sport dove ti fa pensare, devi capire, devi ragionare, devi riflettere, devi concentrarti, importantissimo. Prego, e perché sei diventata, ecco, vicepresidente, ma soprattutto dove hai iniziato, vogliamo conoscerti. Ok, bene, buongiorno a tutti. Allora, sì, gli scacchi sono un mix di fantasia, quindi devo comunque cercare le mosse, crearmi comunque una serie di mosse per poter raggiungere l'obiettivo che è lo scaccomatto. E è un mix di calcolo, di intelligenza. E io dico la verità, non avrei mai pensato su me stessa di riuscire a giocare a scacchi nel mio carattere un po' poco tranquillo, sempre in movimento, però quel gioco, entrare in quel mondo, in quel gioco mi dava la possibilità proprio di fermarmi, fermare tutto e riflettere e capire. Di carattere penso che tutti riusciamo ad arrivare ovunque, basta volerlo. Quindi all'inizio giocavo sempre veloce perché dovevo correre, sulla sedia non riuscivo a stare più di 5 minuti, poi iniziavo a dire no, questo mi batte, non è più intelligente di me, più furbo di me, devo stare... Diventa una sfida con te stessa anche. Una sfida anche con me stessa. Sì. Dico la verità, ho iniziato proprio appunto a giocare da piccola, sono abbastanza figlia d'arte perché sostanzialmente ai miei tempi, diciamo, non c'era la possibilità di tanti giochi. Io stavo spesso con i miei nonni perché i miei genitori lavoravano entrambe, e quindi i giochi più comuni erano comunque la dama, le carte, ogni tanto Monopoli, e quindi mi dilettavo negli scacchi, per cui poi mio nonno apriva anche il circolo, quindi per forza doveva insegnarmi a giocare a scacchi. Mi è piaciuto sin da subito. Ho scelto proprio di fare scacchi perché poi con la scuola, man mano che cresci, devi fare delle scelte, inizi a fare tutti gli sport, a provare tutto, poi ho scelto, ho continuato, anche se non è facile perché da donna poi inizi a avere la famiglia, il lavoro, i figli, e quindi ho comunque voluto dedicare il mio tempo e me stessa, prima come giocatrice, poi come istruttrice e presidente di circolo, e adesso nel mondo un po' più grande, nello step successivo della federazione, proprio per dare il mio contributo per lo sviluppo di questo gioco. Non tutti conoscono e sanno anche proprio l'utilità di questo gioco, perché noi sin da piccoli iniziamo. Adesso infatti anche come Veneto stiamo facendo un grandissimo lavoro in tanti, una serie di persone distribuiti anche, insomma abbiamo 29 circoli in Veneto, che non sono pochi. Solo nelle scuole hanno partecipato ai campionati nazionali circa 250 ragazzi, quindi abbiamo dei gran maestri trevigiani, anzi salutiamo anche Michele Godena, lo salutiamo, sì, Michele Godena che è anche un grande amico della Mirella.
E quindi effettivamente ti aiuta tantissimo, aiuta poi nel mondo anche esterno, quindi ti aiuta a calcolare, ti aiuta per la scuola, ti aiuta a fare delle scelte comunque ponderate con un certo ragionamento all'interno. Infatti io dico sempre, mi ha aiutato anche a entrare in banca nei test. E anche a stare ferma forse un pochino nella sedia? Quello no. Infatti quando gioco devi sapere che io mi muovo, ho il piede sempre in movimento, sì, il ginocchio che balla. Brava, magari, esatto, sempre, questo perché è mi un classico. aiuta a concentrarmi. Ascolta Veronica, però all'improvviso, ma a un certo momento nella tua vita arriva Kenny. Sì. Arriva Kenny, questo ragazzo che è un gran maestro di scacchi che poi conosceremo. Perciò la tua vita in qualche modo cambia, perché metti su famiglia. Io ne ho parlato anche ieri, non è così semplice mettere su famiglia, perché devi rinunciare a tante cose, hai più responsabilità, non è che puoi fare più quello che vuoi, perché c'è, se vuoi mettere al mondo un esserino, una creatura che non chiede lei di venire al mondo. Sono i genitori che decidono di fare questo o non decidono, ma arriva, e perciò l'attenzione va divisa. Il bambino e la bambina, chiunque sia, ha bisogno di attenzioni. Ecco, come conciliare questo come donna, come mamma, visto la fatica che facciamo noi donne ad arrivare anche a certi livelli, perché la famiglia è impegnativa, il lavoro è impegnativo, ci sono tante cose, però noi riusciamo a fare tutto lo stesso e anche a metterci la faccia nei momenti difficili e creare del benessere per altri. Prego. Allora, di bambini ne ho 3. Allora è vero, non è proprio facile, però nell'idea che la donna pensa sempre che volere è potere, penso che ci sia un po' anche una modalità di organizzazione. Dico la verità, di 3 figli che ho, 2 sono anche un po' appassionati. Quanti anni hanno questi bambini, questi ragazzi? 12, 7 e 4. Hai capito? Ma la media non ne vuole proprio sapere e va benissimo. Però effettivamente io dico sempre che io sono così, con pregi e difetti anche sicuramente, perché ho gli scacchi. Quando mi vengono tolti quello che è la mia passione, il mio amore, il mio dedicarmi, rischio di non essere più io così. Quindi è vero che è magari sacrificio, tempo, però è anche vero che fa parte di me. È come la famosa coperta di Linus, no? Quindi io insomma, ho avuto altri magari episodi, altre storie, altre cose e mi sono resa conto che dovevo trovare una persona, diciamo, che avesse almeno la mia stessa passione, no? Uguale a me è impossibile, però con la mia stessa passione. Però con la stessa passione. Perché... Ti interrompo un attimo perché abbiamo Rinaldo in linea, se no mi cade la linea, l'ho fatto aspettare, ma era giusto anche presentare gli ospiti e capire con chi faremo questa oretta insieme. Ciao Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quella signora fa i scacchi, è un gioco molto bello e utile alla mente. Anche per i bambini, insegnargli da piccoli gli scacchi, è una grande roba, perché intanto impara la matematica, impara a pensare, impara a prendere una decisione di fretta, è un gioco forse per i più utilissimo, per farli fare nelle scuole, perché è molto importante, il sviluppo del cervello. Gli unici che lo può giocare a scacchi sono i politici, perché il cervello non lo ha. No, tutti, dai, no, qualcuno Rinaldo. Quando ti tira la tavola, e chi due signori là, che fa anche a chi due signori che deve, perché gli insegna a fare anche alle persone anziane, tornare in Dio, sono mariti che egemoniati 70-80 anni fa, vedere tutto le sole, vedere delle robe. Adesso ti dirà un puteo, il tuo tira Dio, ma io porto avanti un discorso che sviluppa anche il cervello, porta la gente con la mente a fantasticare, perché tutte le macchine che abbiamo adesso, il nostro cervello non funziona più, perché basta mettere i dati sulla macchina che darà l'esito. E invece è a testa nostra, guarda, sviluppare le robe,
perché la macchina non ha un cuore, un sentimento, invece col cervello ti vivi dappertutto, perché ti fai robe col cuore, pensando, cercando, trovando. Voi proprio questi signori delle quali vi impegnai a far tornare persone anziane un piantino Dio e insegnargli a vivere anche ai giovani, perché le storie di una volta e robe che fa adesso e oggi. E le robe vere, non le sei porcarie, non le sei... Adesso è tutto più semplice per chi deve imparare, però bisogna vivere la vita, non solo pensare al mangiare, al bere, bisogna divertirsi, bisogna... Bravo Rinaldo, bravo! E quella fantasia ti fa dolore di voi, anche un vecchio che ha 90 anni. Dai Rinaldo perché devo andare avanti, vai! Ciao Rinaldo, grazie, perché Rinaldo è un libro aperto, però abbiamo anche tanti video, andiamo a vedere il primo video, vediamo proprio il video dei steampunk, poi capiremo il perché, parleremo con Alessandra e lo commenteremo. Andiamo a vedere. Grazie, non so come ringraziarvi, gratissimo, veramente. E adesso vorrei chiedere a tutti per un attimo di alzarsi in piedi. Di alzarsi in piedi, mano sul cuore e rendiamo omaggio a Sua Maestà Music. Sua Maestà la Regia Vittoria. E adesso vado a prendere il tè. Allora com'è andata la giornata? Che mi racconta qualcosa? Vediamo, un'impressione in questa villa un po' particolare, questi spazi molto ampi. Avete visto l'attenzione che vi ho fatto notare dei particolari, i particolari delle preparazioni di questa meravigliosa tavola, di questi oggetti. Ma andiamo adesso a vedere la sfilata a San Marco. Siete meravigliosi. Lo steampunk è un punk ispirato alla rivoluzione industriale, al vapore, ma è una visione fantasiosa, meccanica, meravigliosa, con questo tocco di trasgressione, di invenzione, che è molto confacente al tema di quest'anno, anche della festa Dr. Jekyll e Mrs. Hyde, che si rifà per atmosfere anche un po' gotiche, bellissime. Questo amore per il dettaglio tecnico, tecnologico, meccanico, ma ancora con tanta manualità. E beh, bello nutrito il gruppo Steampunk del Nord-Est, eh? Siete stupendi. Io vorrei fare un bellissimo applauso perché veramente
Da là magari non riuscite a vedere i dettagli, questi sono costumi fatti in altre foto da dettagli, è veramente straordinario. Vero? Sì, si fa vedere, ce la facciamo, come no? Ma come no? Certo, ma guarda che meraviglia! Ci sono entrati 80 coreani che seguono gli altri. Ma ci siete? 80? Più di 80 siete? Sì, quanti siete? Centinaia, sono dopo 80 coreani, 100 steampunk dal nord-est. Benvenuti. Milano, ma questo steampunk nord-est, ci siete un po' di tutta Italia? O anche internazionali? Venite, avanzate. Allora, prima di commentare questi video che abbiamo visto con Alessandra Carrer, c'è Veronica Goi che vuole chiedere qualcosa ad Alessandra. Prego, Veronica. No, ero curiosa, complimenti innanzitutto perché per me è una realtà nuova, dico la verità, non l'avevo mai avuto l'opportunità di vederla. Ero curiosa di capire dove trovavate tutti questi bellissimi abiti e insomma anche tutte queste persone, a dire la verità, perché penso ci sia dietro un'organizzazione bella, grande e impegnativa. Prego, Alessandra. Sì, allora, gli abiti noi li troviamo negli armadi delle nonne, nei mercatini dell'usato e chi è bravo a cucire se li crea anche da solo. Però la cosa più semplice è proprio veramente andare a scovare nei mercatini, e proprio negli armadi, nei bauli che ci sono in soffitta, perché tutto quello che noi usiamo, volevo dire una cosa, qui eravamo ospiti al Carnevale di Venezia, perché noi non ci consideriamo delle maschere, i vestiti che noi usiamo non sono dei costumi, sono degli abiti reali che si possono usare anche tutti i giorni. Ovviamente non andiamo a fare la spesa così, proprio per problemi di praticità più che altro. Immagino. Però ad esempio la camicia che io addosso adesso l'ho trovata in un cestone al mercato di Treviso. E, ad esempio gli occhialoni, questi qui sono dei vecchi occhiali da saldatore che ormai sono fuori uso perché non sono più in sicurezza, e anche questi si trovavano nei negozi di ferramenta. Il cerchietto, i fiori si trovano anche nei negozi di articoli per capelli o dei grandi magazzini, che ci sono appunto questi negozi un po' tipo bazar che hanno un po' di tutto. E anche le gonne, queste vecchie gonne molto larghe con 2 o 3 punti o aghi di sicurezza, li si punta e si trasformano in una gonna dell'800. Poi ovviamente ci sono anche le giacche, altre cose più complesse, lì si vede comunque sono prodotti di sartoria. Però la maggior parte di noi, che non sa cucire, ma si arrangia un po', riesce a creare appunto gli abiti. Ad esempio non riusciamo magari a fare un cilindro come questo è di una cappelleria, però c'è chi si è inventato, riesce a fare il cilindro anche con dei materiali moderni, tipo il foam, che è una materia plastica che si modella con il calore, che usano appunto in ambito, i cosplayer la usano, e quindi si creano gli abiti in questo modo. Il fatto che ci siano tante persone, allora, la maggior parte non li conoscevamo, perché ci siamo trovati l'ultima volta alla passeggiata in 170 persone. Noi abbiamo messo l'annuncio su Facebook, tramite Facebook, che dicono che ormai è una piattaforma da non giovani, diversamente giovani. Però in realtà abbiamo trovato 170 persone che hanno visto il nostro appello e si sono presentate a Venezia, nel piazzale della stazione, e noi ovviamente coordinati con le radioline, perché bisogna sfilare per Venezia, e quando si parte c'è chi è già a San Marco e la coda è ancora a Piazzale Roma perché siamo talmente tanti. Bellissimo. E poi devo dire infatti che ogni anno io devo avvisare la questura perché siamo in tanti. Bello. E quindi ormai io sono schedata, sanno che io sono la pazza che telefona e dice siamo un gruppo vestiti 800. Senti Alessandra, per chi non ti conosce, quando è arrivata questa passione? Quando hai deciso nella tua vita
che non volevi più essere quella che eri tutto il giorno, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ma fare qualcosa di diverso, ecco, diventare un'altra persona, fare un qualcosa che veramente poi anche impegnativo, perché guardate che non è così semplice, ecco, metterci la faccia, sfilare con questi abiti. Io vedo molto anche la differenza, ad esempio, tra nord e sud, anche con le tradizioni. Al sud si vestono normalmente anche i giovani, ecco, con le loro tradizioni. Qui si fa una fatica boia, se mette un cappello in testa a un ragazzino, se lo toglie su, no, perché non siamo più abituati. E quando è arrivato questo momento nella tua vita che hai deciso adesso cambio qualcosa? Allora, diciamo che i movimenti steampunk e i gruppi sono presenti in tutto il mondo e quindi avevo già visto, appunto grazie al web, avevo già visto delle foto, delle immagini. In più il mondo della fantascienza mi è sempre piaciuto, non avrei mai pensato di vestirmi e quando ho scoperto che c'erano persone che lo facevano mi si è aperto un mondo, ho detto ma è bellissimo, io ho sempre amato ad esempio il carnevale e potersi vestire e interpretare un personaggio tutto l'anno era troppo divertente. Ne ho parlato a Gigi, a mio marito, e lui subito, sì certo, facciamolo, vestiamoci. Quindi è stato bello anche avere lui di fianco Sì. E ci siamo subito inventati e subito abbiamo creato degli abiti, siamo subito usciti al primo evento che si trovava in Lombardia in quel periodo, tanti anni fa, perché devo dire che ci sono diverse associazioni e gruppi anche in Italia, dal nord al sud. Adesso ho appena ricevuto un invito da dei ragazzi della Sardegna che vogliono che andiamo, però è un po' lontano, però per dire che anche in Italia c'è tantissima persone. Mai dire mai, Alessandra, mai dire mai. Pensa a quelle persone a casa. Ricordate Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, specialmente Sandra Mondaini quando chiudeva la trasmissione, che noia. Ecco, voi a casa, se sentite Alessandra e Luigi, cercate di capire che forse c'è la possibilità di non essere annoiati, c'è la possibilità veramente di vivere dei momenti felici, tranquilli, in allegria, con persone educate, preparate, colte. Cercate di capire che tutti quanti, come diceva giustamente Veronica, basta crederci e si può fare. Allora io adesso direi, perché il tempo è proprio tiranno, andiamo a vedere invece questo torneo regionale di scacchi, andiamo a vedere cosa succede, poi lo commentiamo con la nostra Veronica Goi. Istituto Comprensivo Marostica di Marostica. L'Istituto Comprensivo di Marostica fa scacco matto. Le squadre maschili e femminili di scacchi della scuola primaria, infatti, hanno portato a casa un secondo e terzo posto ai campionati regionali studenteschi. 4 ragazzi per squadra, 4 scacchiere, tante avversarie ed emozioni, ma soprattutto 2 medaglie, una d'argento e una di bronzo. Un podio preziosissimo, conquistato il pass per rappresentare la città di Marostica nei prossimi campionati nazionali in Abruzzo. Intanto voglio dire veramente che Marostica è una cosa unica, questa piazza che è bellissima, specialmente quando si fa questo torneo. Guardate che è una cosa meravigliosa, noi proprio non ci rendiamo conto a 2 passi da casa cosa abbiamo. Allora Veronica, commentiamo questo torneo, l'importanza di arrivare nelle scuole, di fare capire ai ragazzi questa attività sportiva a tutti gli effetti. Prego. Allora, soprattutto adesso ci stiamo muovendo, siamo in Veneto quasi un centinaio di istruttori. Ringrazio anche per il vero lavoro che questi istruttori stanno facendo, anche perché pochi sono solo istruttori, noi siamo tutti lavoratori con passione di istruttore. Sono circa 10.000 i ragazzi a cui noi insegniamo ogni anno in Veneto, sono tanti, sì. Il messaggio che io vorrei anche lasciare è proprio ai genitori che credano che gli scacchi siano proprio un'utilità, perché noi giriamo tantissimi ragazzi, poi c'è il sacrificio del genitore, come sempre, come i miei hanno fatto con me, di portarli ai tornei. Organizziamo un circuito che si chiama Grand Prix,
Pensi che il primo è del 97 e io ho avuto la possibilità di vincere il primo circuito 1997 dove sono una serie di tanti tornei o tornei weekend o solo la domenica o solo per i più piccoli, quindi per tutte le modalità, quindi adulti, bambini, chi ha appena iniziato, e questo proprio per muovere, diciamo, dare la possibilità a questi ragazzi, e quindi un appello ai genitori di portarli in questo gioco, perché il lavoro che noi facciamo di promuovere gli scacchi nelle scuole, in tutte le scuole, quindi nelle primarie, secondarie, persino alle superiori, che porta poi a delle soddisfazioni, perché lo stesso premiazioni che avete vinto è una gioia per questi ragazzi, certo, che si sono qualificati. Che sono protagonisti poi. Sì, che sono protagonisti. Quello che una vogliono squadra, loro. Quindi anche il senso della squadra che diamo, perché negli scacchi si gioca comunque in squadra a 4 e la somma dei punti squadra fa la vittoria, no? Quindi il mio contributo serve per tutti, nel bene o nel male, e questo è anche un segnale per i ragazzi per comunque contribuire, collaborare, per quanto non è magari la pallavolo piuttosto il basket, comunque anche negli scacchi la squadra è molto molto importante. Quindi sentirsi giocare nell'ultimo turno, che può essere quello decisivo, per i ragazzi è un'emozione, una cosa, insomma, un senso anche di responsabilità. Ecco, l'emozione che molti ragazzi non riescono più a provare. Cioè non è che le emozioni la devi provare solo se vai fortissimo in macchina, in motorino, col monopattino, oppure se fai una grande scazzottata. Cioè l'emozione è un'altra cosa, è anche il valore di te stesso, la dignità della persona. È questo che è molto importante, provare emozione. Ecco, questi ragazzi molto freddi, ragazzi chiusi nelle camere che non escono più, ragazzi che si suicidano e non sai il perché. Cioè queste emozioni che mancano a questi ragazzi, bisogna che le ritroviamo tutti assieme, ognuno con la propria goccia. Allora andiamo a vedere proprio questo premio Scacchi a Scuola. Campioni di scacchi in erba sono i ragazzi della classe quinta della scuola elementare Randi del quartiere Palestro. Sono loro i vincitori della fase provinciale del campionato studentesco di scacchi che si è disputata all'Istituto Superiore Severi a Padova. La competizione è stata vinta sia dalla squadra maschile che da quella femminile della scuola elementare. Nicolò, Matteo, Giorgio, Valentino e Giulio, e poi Viola, Anais, Sofia e Maddalena ora si dovranno preparare per le fasi regionali che si disputeranno il 20 aprile. I campioni studiano scacchi da 2 anni con il maestro Armando Rossato. Luigi Garlaschelli, come commenti le parole che ha detto la nostra Veronica Goi? Ecco, tu che hai insegnato, sei stato all'università, ecco, come vedi questi ragazzi da un altro punto di vista, ecco, anche nel divertimento? Prego Luigi. Diciamo che nel mondo dello steampunk di giovani ce ne sono pochi, perché i più giovani preferiscono i cosplay perché loro conoscono i personaggi dei fumetti, dei film, eccetera. Quindi nel nostro gruppo ci sono poche persone al di sotto dei 20 anni, direi. Per quanto riguarda la mia esperienza di insegnamento, io insegnavo agli studenti universitari che sono già persone adulte, diciamo, quindi avevo un buon rapporto con loro, si riusciva a discutere, a ragionare, no? L'età più critica ovviamente si sa è quella dell'adolescenza e lì i genitori devono avere molta pazienza per trattare con gli adolescenti e cercare di interessarli. Ecco, gli scacchi per esempio sono un ottimo esercizio, no? Per fare ragionare la mente, eccetera. Nel mondo dello steampunk invece c'è molta creatività, perché noi utilizziamo queste macchine fantascientifiche, no? E molte ce le dobbiamo costruire noi. Quindi anche per un ragazzo appassionato magari di bricolage o ma anche di fantascienza ci sarebbe l'occasione per mettere in atto le idee che gli vengono. Noi
nello scorso weekend, come gruppo Steampunk, siamo stati invitati a Trieste alla Maker Fair, che è la fiera degli inventori, e avevamo portato le macchine più assurde, quindi macchine che fanno scintille lunghe una spanna, cose che funzionano con ingranaggi. Ecco, qui per esempio abbiamo una macchina per fare il tè che va ad ingranaggi, si carica la macchina, il braccio si muove su e giù, nella tazzina piena d'acqua e dopo solo mezz'ora si fa il tè. Ecco, questa cosa suscita molta curiosità ed è divertente, no? Ed è proprio steampunk, e l'ha costruita Alessandra, quindi c'è molta creatività in queste cose, proprio perché bisogna inventare anche delle macchine, delle cose. Sarebbe l'occasione perché anche persone giovani venissero a portare un contributo, no? E perché non creare qualche veramente avvenimento cosplay steampunk? Perché secondo me sono due cose che possono avvicinarsi, perché uno ha la voglia di diventare creativo, di essere qualcuno, di medesimarsi, ma voi date l'opportunità invece della creatività, della manualità che molti non sanno neppure di avere, e magari c'è, non è detto, perché io penso che questi ragazzi che si travestono all'interno di loro stessi c'è un qualcosa che magari per tante cose non riescono a tirare fuori, allora imitano, perché è più facile, ci si mette il vestito e si imita. Invece ecco, questa creatività che ha detto Luigi è molto importante. Cosa ne pensi, Veronica? Sì, in effetti anche il suggerimento che hai dato potrebbe essere una buona idea, si unisce a un'esperienza anche, la fantasia, quindi varie anche idee diverse, un po' come quando analizziamo le partite ognuno poi dà la sua opinione, quindi proveniente da insomma menti diverse, cervelli diversi, e penso che sia anche un po' forse un cercare di venire fuori quando uno mette un costume, un provare a dare un messaggio. Un messaggio che sia anche un messaggio di comprensione, quindi effettivamente bisognerebbe in qualche modo conoscere, capire bene. Mi sta tanto incuriosendo questo mondo, vengo anch'io. Cosa dici, Alessandra? Hai sentito, Alessandra, cosa ha detto Marica? Non vi conosceva, l'avete intrigata, non cosa facile per una che gioca a scacchi, ma è una donna giovane con dei bambini, un marito giovane che poi conosceremo, Kenny, che è una persona splendida. Io l'ho conosciuto stamattina. Prego, Alessandra. No, ma infatti aspettiamo Stefania al nostro picnic sabato 16 settembre, appunto qui a Treviso, e vi invitiamo appunto a venire a vedere. Se riuscite a vestirvi, un po' mettere su qualcosa, va bene anche all'inizio semplicemente una gonna, poi seguite le istruzioni che sono sulla pagina Facebook di Steampunk Nord-Est, APS. E poi volevo dire, a proposito del picnic, che stiamo alla ricerca ci piacerebbe che ci fosse anche un po' di musica, però noi siamo alla ricerca di magari qualche violinista, qualcuno che suona l'arpa, o anche sarebbe bello anche qualche cantante lirico che mentre tutti siamo seduti lo intrattiene girando, quindi se ci sono in questo momento all'ascolto musicisti siete i benvenuti. E poi volevo dire che anche il 1° ottobre saremo ancora a Treviso, a Villa Margherita, dove faremo il primo Symposium Steampunk, quindi è un convegno scientifico per steampunk dove ci si trova tra inventori folli, scienziati pazzi, dove ognuno presenta la propria scoperta scientifica. Ad esempio c'è chi ha scoperto un nuovo mostro da qualche parte, ne porta le testimonianze. C'è chi ha scoperto una nuova pianta carnivora, che ne so, una zona di Carbonera, magari è successo qualcosa, o in centro. E quindi si presenta il proprio progetto ai colleghi, e questo lo faremo all'interno di Villa Manfrin, grazie alla signora Mirella. E dai, questa signora Alessandra, Mirella! Sì, certo. Mirella. Ma
Quando ci vestiamo questi abiti ci diamo tutti del lady, sì, tutto a puntino così. Senti Alessandra, un'altra cosa, perché devo correre, devo far entrare anche Kenny, però quello che ha detto Veronica è molto importante. I messaggi dobbiamo mandati dai diversamente giovani o da persone anche adulte, ma soprattutto coinvolgere i ragazzi con i genitori. Ecco, l'obiettivo è far divertire i ragazzi insieme. Voi non avete idea cosa io ho visto a Villa Margherita quando c'è stato quel grande evento dei giochi di ruolo, quando i bambini e i ragazzi giocavano con i propri genitori. Sembrava che avessero il Dio seduto. Ma davvero papà giochi con me? Ma davvero mamma giochi con me? Ma dai, Cioè, avete capito di cosa hanno bisogno i ragazzi? Che poi ho visto che si divertivano ancora di più i genitori che i ragazzi, perché erano loro seduti che non smettevano più. Signore, dovevamo chiudere per cortesia. Sì, adesso finisco. Cioè, coinvolgere le famiglie. È questo l'obiettivo veramente fondamentale. Cosa dici, Marica? Certo, sì, io sono proprio tu che sei anche mamma di 3. Pienamente d'accordo. Beh, io da mamma ho scelto proprio di togliere telefonini, tablet e dedicare il tempo che ho a disposizione, che dobbiamo considerarlo molto molto prezioso questo tempo. Giocare assieme, se loro vogliono giocare. Assieme. Abbiamo Mirella da Riese, se non mi cade la linea questa mattina devo correre, Mirella. Vai Mirella. Ciao Mirella, scusa, ecco, del disturbo, buongiorno a tutti. Volevo dire che ho 2 figli, adesso uno ne ha 45, il più piccolo 40. E vi dico, guarda, quando aveva quasi 18 anni è andato qua a Riese a giocare in scacchi, che c'era la gara di scacchi. Ma lui è stato là un periodo a scuola a imparare e ha portato a casa una medaglia, per dire. E quell'altro più grande ha fatto il karate e ha avuto la cintura nera. Pensa, ho 2 figli che guarda, favolosi. Sì. Bisogna che i genitori insegnano a portare i figli in qualche cosa sportivo, un centro, imparare qualcosa di quelle cose. Il mio figlio più giovane è stato a tennis, ha giocato il calcio. Bisogna che i figli siano così, un po' di sport fa bene a tutti. Brava Mirella, brava. Sono abbandonati. Brava Mirella. Sono a casa da scuola, li vedo con i motorini, si fermano là e hanno il cellulare da mattina alla sera e dopo qualcuno fuma, perché li vedo io. Grazie Mirella, grazie della testimonianza, complimenti veramente, soprattutto anche a te, perché se sono così i tuoi figli sono riusciti ad arrivare a queste medaglie alla cintura nera è merito anche tuo, della famiglia, di tuo marito, tutti assieme si fa squadra e i ragazzi crescono bene. Allora io direi adesso di salutare Veronica Goi, che la ringraziamo, che è vicepresidente Federazione Scacchistica Italiana, e vorrei che entrasse Kenny per salutarlo, per farvelo conoscere, questo grande maestro, ecco, che ha creato assieme. Attenta che c'è questo, vai, vieni Kenny, grazie Kenny, eccolo qua il nostro Kenny. Allora Kenny, intanto grazie di aver accompagnato Alessandra, questa famiglia molto unita, hai sentito tante parole, tanto divertimento, ecco, gran maestro. Quando sei diventato appassionato di scacchi? A che età hai iniziato, Kenny? Buongiorno a tutti, io ho iniziato a 12 anni. Prima di 12 anni avevo un po' di esperienza così. Dove ti trovavi? Io sono di Città del Capo, un paese in Michels Plain, un paese un po' pericoloso, molto pericoloso. Molto pericoloso. Che avevamo altri problemi di bande. E poi da 12 anni, quando un giorno più tardi era ancora in uniforme di scuola. Con la divisetta? Sì, mi hanno chiamato mio fratello, mia sorella, dobbiamo andare all'aeroporto perché mio fratello Maxwell deve andare all'aeroporto perché lui è qualificato per andare alle Olimpiadi in Manila. Dai. E ero sconvolto e anche triste perché il mio mondo era molto chiuso in quel periodo, perché anni di apartheid,
giocato con amici. Però sempre là, sempre là. Sì, sì. E poi quando per la prima volta che è andato all'aeroporto era strano vedere tutta squadra salire in aeroporto, era sul vetro, guardava, era un'esperienza incredibile. E lui è stato via per un mese e là ha iniziato a avere di mancanza di mio fratello, perché è strano, mai che mio fratello è andato via per un mese. Sempre vicini? Sì, siamo 8 figli. 8 fratelli e molto uniti, sì, Kenny. molto uniti. E mentre lui era in Manila, sì. Ho preso uno dei suoi libri e ho iniziato a studiare scacchi. Ma dai, da solo? Sì. Mio altro fratello mi ha mostrato come si fa a leggere le mosse, perché non è la prima volta, non è facile. E poi sono abituato. Quando lui è tornato, mio padre mi ha detto, mio papà mi ha detto a Maxwell adesso deve insegnarlo, deve seguirlo, e là ha iniziato a avere passione e studiare scacchi su libri, e quando ho aperto il libro di scacchi ha aperto un altro mondo e poi ho iniziato a partecipare ai tornei e vedere. E sei diventato gran maestro? Non subito, dopo tanti anni. Tanti anni. Mica semplice il discorso. È una lunga storia, un lungo percorso. E ho conosciuto anche Veronica in una delle Olimpiadi, quindi. Avete capito cosa vuol dire aprire la mente? Ecco, io questa mattina, grazie a Alessandra Carer, a Luigi Gallaschelli, a Veronica Goi, voglio mandare il messaggio che il buono, il brutto e il cattivo ce l'abbiamo dappertutto. Noi dobbiamo guardare alla persona. Dico questo perché è un momento di transizione, è un momento di un po' sconvolgimento delle regole, delle abitudini che noi abbiamo, come ha spiegato bene Kenny. Io vivevo chiuso, sì. Avevo bisogno di aprirmi, di vedere, sì. Di conoscere. Ecco, dentro di me, quando ho visto questo aeroporto, è stata una cosa incredibile. Ecco, l'emozione. Sì, sì, l'emozione che riesci a provare e forse capire anch'io devo fare qualcosa, sì. Per riuscire ad arrivare. Io ringrazio veramente Kenny per essere qui, per aver spiegato in poche parole, ma con una gentilezza d'animo, con una pacatezza che forse qualcuno di voi a casa, forse queste persone, questi ragazzi, queste ragazze con del sofferto incredibile, dobbiamo vederli con altri occhi. Grazie Kenny, grazie veramente ad Alessandra. Come ci vuoi salutare, Alessandra Carrera? E cosa vuoi dire a Kenny? Beh, io invito tutti ovviamente al picnic, vi invito a venire a prendere una tazza di tè con noi, così potremo chiacchierare amabilmente seduti in un bellissimo parco. Volentieri, grazie. Volentieri. E sentiamo anche Luigi come ci saluta e come saluta Kenny. Noi siamo ospitali nei confronti di tutti, quindi se qualcuno vuole venire a conoscerci è sempre benvenuto. Ogni persona è interessante, ognuno ha la sua storia da raccontare e quindi il picnic è un'occasione proprio anche conviviale per conoscerci meglio e quindi invito chiunque a venire. Anzi, mi viene in mente, potreste portare anche la vostra scacchiera e sfidare magari gli steampunk, potremmo organizzare un qualcosa. Okay. Grazie a Alessandra Carrera, Luigi Gallaschelli, grazie ancora a Kenny e a Veronica Goi. Io direi di concludere questa prima parte con questo video, con questo servizio, Il serpente del faraone, poi andiamo in pubblicità. Grazie.
questo è un esperimento di alchimia e anche di magia, perché io ho trovato in questo antico libro di alchimia delle formule magiche per evocare la vita. E quindi adesso io leggo queste formule magiche e poi vediamo cosa succede di questi componenti alchemici. No, un attimo, ma Enzo, zitto, cosa stai dicendo? Tu stai lontano a spaventare. Possiamo mettere? Mettete. Pontique omnes in tempique ora tenebant in detoro pater alchemistus sicorsus abalto, visita interiora terra rectificando in venies occultum lapidem, etiam nox umida cielo precipita, suadentque cadentia sidera somnos. Lorem ipsum dolor sitamet consectetura di piscielit, sede iusdem tempore vincidimus ut labore dolore magna aliqua. Ecco il Kraken che si sviluppa da questo vulcano Ctonio, la creatura degli abissi si sta manifestando, o forse il prodigioso spaghetto volante. Abbiamo evocato un piccolo Kraken. Ancora ne esce un po'. L'esperimento è praticamente riuscito. Bravo, professore! Se qualcuno di voi sente qualche piccolo effetto collaterale, passa subito. Poi passa subito. Va bene, allora non ci sono effetti collaterali. Non toccate. Guarda qualcosa qui. Questo quanto buono. Come? Ecco. Effetaco, tersteta, perire, coniulere, in odore suavitatis, fugare diabolum. Sto bene, sto bene. Allora, le formule magiche hanno funzionato. Grazie a tutti. Noi abbiamo stimato circa in 10.000 euro all'anno la maggiore incidenza dei costi del carburante e quindi su un'azienda piccola si fa sentire, è molto pesante. Maggiori costi per ogni singolo mezzo pari a circa 10.000 euro, caro carburanti e aumento dei pedaggi autostradali, il colpo di grazia per il settore dell'autotrasporto bellunese. In provincia sono un centinaio le aziende associate ad Appia CNA e il grido d'allarme arriva dal presidente Massimo Sposato. Circa 2 milioni di euro abbiamo previsto di incremento l'anno scorso rispetto all'anno precedente. È un aumento che poi va per forza ribaltato al cliente, ma questo va a incidere su tutta la catena e crea difficoltà poi a stare all'interno dei prezzi, anche in concorrenza a altri competitor fuori Italia che possono offrire dei prezzi diversi. I rincari diffusi si distribuiscono sulla catena della fornitura e a farne le spese sono i clienti che, obtorto collo, si sono visti aumentare il costo dei servizi. Impossibile fare altrimenti, spiega Sposato, che parla di una situazione che rischia di trasformarsi in un colpo mortale per le piccole e medie imprese. Se non si interviene con una verifica
costante dei prezzi medi alla pompa e non si cerca di equiparare il prezzo in Italia rispetto alla media europea, il problema sarà sempre più complicato da risolvere. Da un lato urge un intervento sulle accise, dall'altro sui pedaggi autostradali, più 2% l'aumento sulla A27 dal 1 gennaio 2023, a cui si sommerà un altro più 1,34% a partire dal prossimo mese di luglio. Chi ha un'azienda piccola chiaramente dovrà andare a ridurre i propri margini di guadagno per poter essere competitivo. Io immagino che un'azienda più grande abbia necessità di contenere i costi andando a tagliare qualche altro servizio. Allora vi presento subito, abbiamo in presenza Danilo Vendrame, presidente Autotrasportatori Confartigianato Imprese. Molto importante la sua presenza oggi per capire. Sono partita con questo video perché veramente stanno colpendo le piccole e medie attività, avete sentito, quelli che veramente dovrebbero essere rafforzate. Saluto anche Romina Ceccato, collegata con noi da Roma, presidente dell'Associazione Stradale e Vittime di Incidenti Stradali, Associazione Alba, Luci sulla buona strada. Ciao Romina, grazie di essere qui anche tu, ti ringrazio veramente. Allora, grazie, partirei proprio con Danilo Vendrame, visto che siamo partiti con questo servizio che era di febbraio di quest'anno, che non condivide Vendrame, che forse Vendrame è uno dei pochi che ha le idee chiare e che non vengono ascoltati. Sentiamo cosa ci dice. Prego Vendrame, grazie di essere qui, Presidente. Buongiorno a tutti intanto. Non ero d'accordo perché mandando un servizio dell'anno scorso, cioè dell'inizio anno, il prezzo era abbastanza alto. Dopo abbiamo assistito a una lenta discesa che però purtroppo nelle ultime settimane, specialmente nell'ultima settimana, si è rimangiata quasi tutto. Nella prossima settimana andremo a toccare, se non i 2 euro, ma sopra l'1,9 tutti quanti. È ovvio che l'impresa di trasporto ne soffre, ma inizialmente avevamo problemi e qualche viaggio restava anche a terra in periodo del Covid, dove c'era stato quel balzo altissimo. Dopo si sono adeguati tutti quanti, aumenta il gasolio, sappiate, fate i conti anche voi, il gasolio bisogna aumentare la tariffa. Come si aumenta la tariffa? Si sono cautelati tutti quanti, si mette la dicitura sotto aumento del costo del gasolio e si mette la percentuale in più di quello che si deve. Certamente se si fanno i conti, io metto la percentuale in più, ma chi deve vendere il prodotto che io trasporto dovrà pur ribaltarlo da qualche parte. È sempre il can che si morce la coda, cioè si va a incidere sempre sul destinatario finale. Forse sì, ok, le accise non si muovono, i mercati internazionali sono andati su, ok, non si può fare altro. L'importante è tenere il passo e stare attenti a che le cose dove si fa rifornimento. I prodotti petroliferi non sono differenti, come si diceva una volta, ma mi vuoi da qui a compagnia perché qui a no. Qui sul Veneto ci sono 2 depositi, 2 piccolini, uno grosso. Da quello grosso esce la maggior parte di prodotto che va all'Eni, va a Kuwait, va alla Tamoil, va a tutte le compagnie e quasi tutte le pompe bianche. Quindi la qualità è sempre quella. Teniamo d'occhio dove costa meno e cosa si può fare per abbassare un rifornimento. Un rifornimento su una macchina, la differenza di 30 millesimi incide, non incide, saranno sui 50 euro, va bene, sono cosa, 1 euro, va benissimo, ma quando fai rifornimento a 7-8 ettolitri su un camion, avere i 30 millesimi meno sono 30, 40 euro, 50 euro di differenza. Allora bisogna stare proprio attenti anche a dove si fa rifornimento, a parità di qualità. Si fa dove costa meno. Allora Vendrame, si parla molto della nuova strada del mare, si parla molto anche di questa pedemontana, di strade. Ecco, io so benissimo
che anche qua lei avrebbe le idee chiare, però poco ascoltato anche qua, sempre nuove strade a pagamento, però poi quando usciamo è tutto intasato, non c'è niente da fare, questa è la verità. Tu fai velocemente queste nuove strade, poi alla fine quando esci dici e adesso cosa faccio? Ecco, cosa c'è che non funziona? Perché non siete ascoltati voi che avete le idee chiare, che potete dare un supporto, un qualcosa? Io sento sindaci che non vengono neppure invitati nelle inaugurazioni delle nuove bretelle, eppure sono nel territorio. C'è qualcosa, qualcuno non ascolta, questi faraoni. Infatti ho chiuso la puntata col serpente del faraone, perché poi c'è sempre il serpente. Lei sorride, vendrà, mi viene da piangere purtroppo, perché conosco bene purtroppo i serpenti, sono anche stata morsa più di qualche volta, però me la sono sempre cavata, ma alla fine che paga le conseguenze, come dice lei, è la classe quella più debole, quella più fragile, ma soprattutto quella che lavora, che non ha bisogno di pagare perché deve fare il trasporto, che poi pesa sulle tasche di tutti. Perché non ascoltano? O veramente non sono in grado di capire che forse hanno bisogno di essere supportati da qualche esperto in più? Vede, non sto parlando di ieri, sto parlando di anni 2000, io ero presidente regionale di trasportatori e ancora quando facevamo queste trasmissioni qualcuno le guardava e qualcosa, si lanciavano dei messaggi che a volte venivano anche recepiti. Siamo riusciti ad avere il comitatone, anni 2000 e qualcosa. Il comitatone erano tutti i rappresentanti, un rappresentante per i trasportatori, un rappresentante per i sindacati, un rappresentante, si erano fatte su una 60ina di persone e queste persone dovevano discutere, a quel tempo c'era ancora la tangenziale intasata, discutere di viabilità su come si voleva fare. Io nel mio intervento ho detto bisogna che programmiamo in maniera regionale anche i divieti di passare per i centri abitati. Se mi devo andare a Casal e Roncai mi mette il divieto, inutile non passo. E quindi deve essere una certa programmazione. Qualcuno ha detto di sì, e quella è stata l'unica riunione che ha fatto il comitatone, perché dopo, siccome che c'erano idee che andavano fuori dalla linea politica, non si è andati avanti. Per le strade pedemontane, noi Treviso siamo bicchi e bastonai, cioè se vogliamo andare al mare, domanda è altro, paghiamo per andare al mare. Vogliamo andare a Vicenza, c'è una strada pedemontana, paghi. Vogliamo andare a Pordenone, finché è Veneto, dopodiché comincia il Friuli Venezia Giulia e l'autostrada non è più a pagamento. Ma ora proviamo a capirci. Il traffico a lunga percorrenza va bene anche sulle autostrade perché uno fa quelle strade là a pagamento, mi va bene. Però adesso noi dobbiamo cercare di portare fuori il traffico dai centri urbani, che è stata la cosa per cui era stata fatta anche la pedemontana, tirar fuori il traffico, però dopo la pedemontana è a pagamento. Non tanto per l'euro, 2 euro che sono, ma il discorso di dire goda a pagare per fare la strada che ho sempre fatto. È una cosa che non va, che non è giusta. Allora, pedemontana, dove passa la pedemontana? Treviso, Vicenza. Bene, mica il telepass. Il telepass, quando io passo, io di Treviso e l'abitante di Vicenza, quando passo mi dà 0. Ecco che da Villorba andare a Caselle non faccio più a postioma strada normale, ciapo l'autostrada e vado dentro e faccio quella strada là. Ecco che i centri urbani si svuotano, si attenua il traffico anche sui centri urbani. Solo l'idea di dover pagare non va bene. La Treviso Mare va bene, bisogna far pagare i turisti. Ok, facciamo pagare i turisti. Io, Treviso, tu, cittadino di Venezia, non paghi quando prendi la pedemontana. Qualcuno ha detto per 2 anni. Perché per 2 anni? E dopodiché cosa da pagare? Se adesso hai rovinato il mio territorio, perché in qualche maniera è quello, hai rovinato il mio territorio, passi davanti a casa mia che mi dà fastidio, bene, però almeno dammi un po' di agevolazione per 2 anni. Cosa significa 2 anni? E se domanda è altro, 2 anni. Quindi non si fa niente. Il discorso
se vogliamo prendere il toro per le corna, bisogna avere la forza politica di dire: adesso giriamo pagina, fino adesso abbiamo fatto così, da domani facciamo in maniera differente e proviamo a vedere se la storia va meglio. Il risultato si ottiene. Allora, io sono convinto di sì. Grazie Vendrame per essere schietto come piace a Mirella. Romina Ceccato invece un'altra donna, un'altra mamma in prima linea, anche lei con le sue battaglie per vincere una guerra che non termina mai, con questi morti sulle strade che continuano, ecco, queste segnaletiche, questi divieti di velocità che nessuno rispetta, questa è la verità. Io continuo a vedere 30-50 all'ora, ma vedo macchine che vanno a 100-120, l'ha detto anche il sindaco di Casier Golisciani ieri, di Casale, ha detto è incredibile quello che riusciamo a percepire con gli autovelox così tanto bistrattati, ma che veramente fanno capire a che velocità si corre. Allora, com'è Romina? Sei collegata con noi da Roma, prego. Vedi Mirella, sono arrivata a Roma, tra un po' andrò magari anche al Quirinale, piano piano, vedi, con calma, comunque va bene, stavo scherzando. Allora, tu hai detto una parola importante prima, perché noi non siamo ascoltati. Ti do il mio pensiero: non siamo ascoltati perché altrimenti le nostre idee prendono priorità e le istituzioni, la politica non può stare sotto a noi, semplici comuni mortali che abbiamo vissuto queste esperienze. Il mettere le segnaletiche a 30 km, a 40, le autovelox, io ho avuto conferma, e tu lo sai che non mi fermo e non mi fermerò mai, che è solo un modo per far star zitti noi cittadini. Cioè, in che senso? Io, il sindaco, ho fatto il mio lavoro, ho messo il limite di velocità, quindi, come dire, mi sono lavato un po' le mani. E questa non è una soluzione. È come anche le soluzioni di dire io cerco di venire incontro con mezzi, con autobus, con varie cose, ma non è questa la soluzione. La soluzione è incominciare dall'inizio a far capire a queste persone che si mettono in strada che cosa hanno in mano, e continuerò a ripetertelo: hanno un'arma che nessuno gli ha mai insegnato ad usarla. Allora, il fatto di collaborare, a me dispiace dirlo, ma adesso ne sono veramente, veramente stanca. A me non mi interessa sentire un sindaco che fa una cosa, un politico che ne fa un altro. Tu lo sai che io ho mandato una lettera al Presidente del Consiglio Meloni e mi vergogno che, pur essendo lei mamma, non mi ha mai risposto. Non credo. Chiedo aiuto ai nostri parlamentari che abbiamo in zona e per farti star zitta ti dicono lo farò. La famosa pacca sulla spalla, Romina, ma quello che io voglio capire è che ormai i morti sono tanti, abbiamo dei numeri pazzeschi veramente sui morti sul lavoro, sugli incidenti stradali, sui femminicidi, abbiamo dei ragazzini che ne fanno di tutti i colori. Adesso forse hanno capito che è il momento di fermarli in qualche maniera, perché sì, la prevenzione, ma intanto a quelli che delinquono cosa fai? Cosa fai con quelli che continuano a delinquere? A questi genitori che sono proprio nelle mani di questi ragazzi, vengono picchiati, ve lo dice la Mirella, per rubare i soldi, perché vogliono sempre più soldi, vogliono avere tutto quello che non riuscirebbero ad avere, e allora chi ne ha più ne metta. Pensate che ieri ho incontrato un giovane uomo, papà, il quale ha detto: sai Mirella, che forse dovremmo tornare ai metodi di una volta, ai metodi vecchi, perché io ho studiato anche filosofia, mi sono fatto un mazzo così per laurearmi, alla fine ho capito che non servono. Forse ritornare ai metodi vecchi, ma i metodi vecchi, Vendrame, era quello anche dove questo autotrasportatore, questo uomo che usciva la mattina, ecco, pioggia, vento, neve, caldo, freddo, senza, ecco, aveva una strada un po' più spianata, un futuro che vedeva un po' roseo. Ma adesso cosa è che vedi di roseo? Io non voglio essere pessimista, ma qui veramente ognuno deve fare la propria parte e ascoltare gli addetti ai lavori, se no non ne veniamo fuori, come ha detto proprio bene Vendrame. C'era un comitatone, tutte persone che potevano dare un supporto, perché facendo sinergia si cresce. Abbiamo visto con i sindaci si sono uniti, devono lavorare assieme. Ecco, dobbiamo fare questo, continuare.
Allora, io ho lanciato ancora una decina di anni fa, e lo ripeto spesso, bisognerebbe quando si fa il rinnovo della patente fare 4-5 ore di ripasso. Io 50 anni fa ho partecipato al corso di primo soccorso e mostravano uno che si è tagliato una gamba, eccetera, e mi hanno mostrato come si fa a bloccare la vena. Mi ricordo ancora adesso come si fa a bloccare la vena. Se tu mi mostri ogni 10 anni, mi fai un po' di riepilogo, mi mostri cosa succede quando c'è la nebbia, se io non ci vedo cosa può succedere di là, mi fai vedere un incidente normale perché io sono al telefonino, mi fai vedere quelle cose. Può darsi che quando io sono in quella situazione mi venga in mente il flash, come mi sono ricordato io, può darsi che venga in mente anche a loro, ripassare un po' tutto quanto. L'altra cosa che ho letto l'altro giorno sul giornale, i neopatentati bisogna che c'è una cosa semplicissima da fare. I camion hanno la scatola nera. Bene, mettiamo una scatola nera. Se uno vuole la macchina per il figlio neopatentato, o uno si vuole, mette la scatola nera dentro la macchina. Nel momento in cui tu inserisci la patente da neopatentato o da minore, inserisci la tua patente, l'auto si autolimita a una certa velocità, 80, 90, quello che è, si autolimita, non puoi andare fuori, anche se hai la macchina grossa di papà, tu puoi guidare solo quelle macchine con la scatola nera, poi monta sopra papà, inserisce la sua tessera e va a 150 a fare loro. Però per i neopatentati inutile stringere e dopo questa macchina ha 80 cavalli e dopo, siccome è leggera, vola e dopo vai a farti male. Meglio che abbiamo una macchina più sicura e che si è autolimitata. Non si rovinano le macchine? Assolutamente no, si va solo più piano. Abbiamo visto che quasi tutti gli incidenti, cioè un incidente a 150 all'ora ti uccidi, un incidente a 90 all'ora ti fai tanto male, però riesci a salvarti. Proviamo a pensare anche queste strade. Io la storia della scatola nera non la sapevo, è la prima volta che la sento. Romina, la conoscevi? Ma io sono un addetto ai lavori. Sai perché la conosco, Mirella, te lo dico. Sai che io ti dico sempre che avrei bisogno di parlare con dei parlamentari, appunto, perché all'estero ci sono installate questi sistemi, come ha detto il signore, appositamente. E io ho chiesto appunto che anche venga passata. No, sono come fatte legge quelle per l'etilometro e basta. All'estero sono quelle per l'etilometro. In America ho visto che ci sono già installate le autovetture con questo e hanno anche una segnaletica come gli aerei che quando volano hanno il limite di velocità e la targa del volo, chiamiamolo così. Ecco, io è una cosa che sto combattendo perché voglio che anche qui da noi diventi obbligatorio. Poi un'altra cosa, io capisco che noi attacchiamo sempre i nostri giovani, ma perché non parliamo anche di noi che dobbiamo ritornare ogni tanto a rimettersi in gioco e a capire i nuovi metodi di come si sta sulla strada? Perché noi adulti non pensiamo che... Infatti, ma io è quello che sto continuando a dire e lo sto facendo, ma è che nessuno sta ascoltando. Come ha detto Mirella, se le persone un po' più alte ascoltassero chi ha vissuto un'esperienza, perché io le auguro di non vivere quell'esperienza che ho vissuto io. E mio figlio andava piano, non andava forte, ma era per colpa degli altri. Quindi io quando dico ascoltateci anche noi, forse perché noi qualcosa lo vediamo. Io vado dalle famiglie quando perdono i figli, sento che cosa dicono e continuo ad andarci, continuo ad andare in mezzo ai ragazzi. Quest'estate ero a Jesolo, in mezzo a piazza, a vedere come stavano. E lo faccio perché so che cosa significa perdere un giovane, perdere un figlio. Abbiamo Renato da Chioggia, ciao Renato.
Buongiorno e buon sabato a tutti voi. Trasmissione come sempre al top. Niente, il mio piccolo suggerimento da ascoltatore interessato della sua nobile trasmissione. Grazie. Niente, fare come i camion, il CQC, ognuno si patente con un CQC, una scheda da inserire nella macchina, che la macchina va in moto, ecco, sarebbe una specie di scatola nera, il CQC, e vedi i chilometri che fa e tutto quanto. Ti fermano, tirano fuori il CQC. È una scheda, una semplice scheda. In più suggerisco, do ragione al Signore, ogni, non 10 anni, non 5 anni, ogni 3 anni, 2 ore, 3 ore, a imparare bene queste benedette rotonde, che non le sa fare nessuno. Poi le rotonde sono diventate mi su più forte e mi passo. Io ho la macchina più grande, te vieni addosso, te passo male. Ormai è una sfida all'Hotel Coral. Fare le rotonde è una sfida all'Hotel Coral. Come sempre la vostra trasmissione, concludo l'ultima, 30 km l'ora. Ma chi volete che li faccia a 30 km l'ora? Non le fanno neanche le biciclette 30 km l'ora. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti voi. Grazie Renato. Sentiamo giorno, Vendrame come risponde. L'altro giorno seguivo i vigili urbani su un divieto di 30, neanche loro del loro paese, che c'è il divieto di 30 e ti stangano se ti fermano, neanche loro facevano 30. Cioè è un fatto di mettere i 30 per dire ragazzi è successo qualcosa, benissimo, io vi avevo detto è divieto di 30 e non potete fare. Cioè, divieto di 30 perché ci sono i passaggi pedonali. Anche qui ho mandato su al Ministero, no, briciole, è arrivato. Allora, l'incubo di qualsiasi automobilista sono i passaggi pedonali. Figuratevi quando viaggi con un camion e sei alto e hai anche qualche angolo cieco, quindi non riesci a vedere, specialmente quelli che sono molto a destra. L'incubo è che qualcuno che vedi che corre nel marciapiede, tutto in un momento si butti fuori, tante volte ti fermi e dopo ti fanno. Sì, è una cosa che non cosa. Allora, il mio discorso era quello che ho mandato su a Roma. Allora, semafori, quelli che hanno il T-Red o quasi tutti i semafori, che abbiano il conta minuti, quando hanno il conta secondi, mi esce, so che ci sono altri 4 secondi di verde e dopo ho 3 secondi di arancione, faccio i miei calcoli e mi fermo. In 3 secondi, quando scatta l'arancione, in 3 secondi non riesco a fermarmi. Intanto che penso, mi devo fermare e comincio a azionare il pedale del freno, sono già passati 2 secondi. In un secondo un camion non si ferma a 50 all'ora. Quindi cerchiamo di mettere questo. La seconda cosa, tipo semaforo, è quella dei passaggi pedonali. Mettiamo un palo, ogni passaggio pedonale. Quando arriva il signore che deve attraversare, la signora che deve attraversare, schiaccia il pulsante, si mette in moto un lampeggiante e sai che quella persona deve passare e tu ti devi fermare perché lei ha la precedenza. Quando è passata dopo 10 secondi, 15 secondi, non so quello che si vorrà mettere, il lampeggiante si spegne e tu puoi correre. Allora, intanto il pedone si deve fermare un attimo per schiacciare il pulsante e si accende il lampeggiante e quindi passano già 2 secondi e tu vedi che si accende il lampeggiante, tu ti fermi e loro passano in sicurezza. La maggior parte di incidenti che succede per i pedoni eccetera è che sono troppo sicuri di avere la precedenza, passano, la macchina è sicura ma intanto si fermano e intanto ti freghi. Nadia, la nostra Nadia, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al signor Vendrame cosa ne dice dei passaggi pedonali con semaforo anche qua sulla rotonda di Lanzago, che è proprio a ridosso. Quando vieni da Treviso, giri a destra per venire in via Lanzaghe a Silea, c'è il semaforo a un certo punto pedonale a chiamata.
è proprio in curva. Arrivi da Treviso, fai la curva e ti trovi 2 o 3 macchine ferme per prova a passare a Madonna adesso aiuti Silea. Prova a passare a Madonna adesso aiuti che ti fa 3 quarti di rotonda e te trovi il passaggio pedonale davanti. No. I passaggi pedonali dovrebbero essere distanti dalla rotonda, anche la rotonda a Silea. Allora... Passi e ci sono i passaggi pedonali. Dopo volevo portare ieri mattina stavo andando fuori, troviamo da dire tutti i santissimi giorni sul ponte della centrale, e ora vi era 2 anziani a sinistra, io stavo andando fuori, accoppiati. Sulla destra ho la corsia dove c'è proprio il segnale che devono andare i pedoni. Passa una macchina alternata sopra il ponte della centrale. Questi 2 anziani, io ho suonato perché avevo pedoni a destra, pedoni loro 2 fuori dove è segnato la pista pedonale, le ho suonato, mi hanno mandato a quel paese. Mi voglio fare un appello che metta un po' di regole, perché prima o dopo succede qualcosa che non è possibile. E adesso, la prossima settimana, prendo appuntamento al sindaco di Silea perché è una cosa impossibile. Passa i vigili, che se le macchine posteggiate sotto il segnale divieto di sosta, va via dritti. No, qua dentro nell'isola non rispetta nessuno. E dopo ho trovato da trovarmi i vigili davanti di me, che venivo a casa, non hanno messo fuori una freccia a destra. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, sono segnalazioni importanti, però lo dico sia a Vendrame che a Romina, è tutto vero quello che dite, però corriamo tutti troppo, c'è niente da fare. È inutile che diciamo che questo è la strada, è lampione, corriamo tutti troppo, perché non è possibile correre a certe velocità, non rispettare nessuna segnaletica, sorpassi azzardatissimi. Io caro ieri Vendrame, pensa a Oderzo nella rotonda proprio ultima di Oderzo, è arrivato un tir a una velocità pazzesca, con questo autista col telefonino e ne trovi sempre per la strada o in macchina o in camion, dappertutto. Non c'è rispetto di nessuno, non c'è rispetto della persona, non c'è rispetto della strada e non c'è rispetto per il lavoro degli altri, e questo è il problema. Tutti quanti fanno quello che vogliono, pedoni, ciclisti, motociclisti, camionisti, tutti quanti, perché ce n'è per tutti. Il problema è che non è questione del controllo, è rispetto che manca. Tu non puoi uscire la mattina e farti le proprie regole, perché ne basta uno, Vendrame. Non è che abbiamo bisogno di 1000, ne basta uno. E quando arriva il fuorilegge col camion, con la macchina o con la motocicletta, non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. È là il problema grande, tu non sai individuare il nemico, perché ti arriva all'improvviso e lui si salva e tu muori o ti fai malissimo e finisci in sedia a rotelle. È il rispetto che manca. Ma come fai a uscire di casa e farti le tue regole? Ma come facciamo con tutto quello che si dice anche dei cellulari? L'altro giorno ero qua a San Biagio, vicino a Carbonera, la donna è arrivata nella rotonda dritta, ha preso pallo, rotonda, e per fortuna che l'ha preso dalla parte del passeggero che non c'era nessuno. Quella era il telefonino. Ma come fai a non vedere la rotonda? Presa in pieno un sbaro numero 1. Ma allora io vi prego,
Ascoltate quello che dico, rispetto. Ecco, la prima cosa, guardate che se vuoi fare prevenzione è inutile fare 1000 cose. La prevenzione si fa con rispetto delle persone e della propria anche incolumità uscendo di casa. È inutile fare 1500 discorsi che non servono a niente, ma video pazzeschi, cartellonistica, macchine sfasciate, ma vuoi chi se ne frega che il deficiente lo trovi dappertutto? Ma dove vai? Ma dove andiamo? Avete visto cosa è successo con quei ragazzi, Romina, quel ragazzo che ha ucciso quella mamma a Roma con la figlia su questo macchinone col genitore che lo ha portato a questo? Ma vi rendete conto che Romina sta facendo la battaglia appunto e non è ascoltata, e poi vediamo questi esempi. Prego Romina. E noi, Mirella, secondo te che 5 ragazzi stavano tornando a casa normalmente e l'altro non ha avuto rispetto della loro vita? Allora, io concordo, ma non è il fatto di mettere il semaforo, sono d'accordo con te, devi rispettare, se non rispetti la tua vita, non rispetta quella degli altri. Io sono d'accordo di fare tutto quello che è possibile, ma manca qualcosa. I ragazzi d'oggi prendono, corrono, non hanno rispetto. Sono d'accordo anche un po' nel ritornare che noi genitori certe volte sbagliamo sui nostri ragazzi a dare sempre del sì, a dargli tutto l'accontentino. Questo è rispetto, e te lo dico io per esperienza, perché 5 persone, 5 ragazzi, compreso mio figlio, per colpa di una persona che non aveva rispetto per se stesso. Abbiamo Sandra da Padova, poi andiamo da Vendrame che dice dacci i mezzi, poi sentiamo quali mezzi vorrebbe Vendrame che ha le idee chiare. Vai Sandra. Ciao Mirella e bentornata. Grazie. Saluto gli ospiti che ho ascoltato con molta attenzione. Allora, avete ragione tutti, il rispetto, l'educazione. Io sono una mosca bianca, io abito in centro a Padova. Allora, quando c'è il semaforo che è scritto alt, io mi fermo, che ci sia il sole, cioè io sto ferma. È una roba allucinante, Mirella. Loro, sia anziani, stranieri, passano, ci sono delle volte gli autobus che frenano, suonano e loro fanno così con la mano come a dire abbi pazienza, avevo fretta. Cioè io non credo che un minuto che stai fermo incida sulla tua vita, perché tutti abbiamo fretta, tutti siamo di corsa o per la spesa o per questo o per l'altro, però bisogna avere a me, scusa, hanno insegnato l'educazione. Quando mi sono fatta la patente io facevo tanti giri col foglio rosa con mio zio, con la macchina grossa, e una volta è sceso, ero in pieno centro, una volta in centro si poteva andare con le macchine, in centro storico, è sceso, io lo guardo e dico cosa fai? Adesso passi di là e voglio vedere cosa fai in centro. Tremavo, però ho imparato e non c'erano gli specchietti retrovisori una volta. Cioè ci vuole un'educazione di base, però ho osservato con tutti questi fatti che succedono, fanno le piste ciclabili, scusami, anche a Padova. Allora, ti dico Corso Milano, ma ci potrebbero essere tante. Allora, in una certa zona le piste ciclabili, tipo la stazione, il cavalcavia, è largo perché c'è il tram, ci sono le macchine, qualcuno va nella strada, perché li ho visti. A parte questo, cioè tu non puoi fare una pista ciclabile in un centro storico che dopo a un certo punto finisce, allora devi attraversare la strada e c'è un altro pezzettino e dopo, cioè ci sono delle zone che è impossibile fare la pista ciclabile e dopo i ciclisti, scusa Mirella, sono sbadati perché io la bicicletta me l'hanno portata via, dunque non la uso neanche perché preferisco anche camminare, però vedo che sono indisciplinati, diciamo così una parola gentile, indisciplinati. Hanno un modo di agire, sulle rotonde avete ragione, perché io ho perso un amico 20 anni fa, perché una signora è uscita di tutta velocità, come hai detto te Mirella, e l'ha tranciato un uomo che aveva perso il figlio
in un incidente appena laureato attraversando la strada. Cioè, voglio dire, il destino è sempre lì dietro l'angolo e non c'è, posso dire, a parte l'educazione e il rispetto, non c'è empatia. Perché Sandra, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Siete arrivati lunghi stamattina, ascoltate molto, mi fa piacere, vi ringrazio anche di questo, però sei stata molto chiara come al solito, Sandra, portando degli esempi molto pratici come ha fatto Romina. Però Vendrame qualche freme, perché lui ci tiene a precisare che ci vogliono gli strumenti, come ha detto prima. Però in attesa che arrivino gli strumenti, cosa facciamo? C'è l'educazione che non c'è più. 50 anni fa c'era una canzone che diceva che la libertà, se io voglio la mia libertà, non è uno spazio libero, ma la libertà è partecipazione. La mia libertà finisce dove comincia la libertà degli altri. Una volta che riusciamo a capire e insegnare a chi non l'ha ancora capito che questo è il fondamento del vivere civile, allora sai che non devi correre di più perché vai a far male a qualcuno, sai che non si possono fare certe cose perché qualcun altro ci potrebbe rimettere, e partendo da quel presupposto si può instaurare tutto quello che si vuole. Ripeto, dateci qualche strumento in più per riuscire a individuare, perché ripeto, la maggior parte degli incidenti non è sulle strade extraurbane, percorrenza veloce, là si fa male, si fa tanto male, però è sui centri urbani, sugli attraversamenti pedonali. Aiutateci a individuare chi vuol passare e allora noi possiamo anche fermarci, noi utenti della strada con le ruote. Lo faccio quando faccio il pedone, sto attento a chi fa. Certamente alcuni, specialmente delle fasce giovani, questo rispetto non ce l'hanno, non stanno attenti. Sono sulle strisce, arrivano, passano, che sia una macchina in arrivo o non ci sia, Io passano. ho ragione perché sono sulle strisce, perché ragionano così, ragione. non è vero. Senti Vendrame, però una curiosità, cosa c'è tra Cessalto e San Stino di Livenza che tutti gli incidenti sono là? Ma cosa c'è su quel tratto? Che c'è il demonio? No, come il Titanic? no. Cioè spieghiamo un attimo, perché sempre quel tratto di autostrada l'incidente. Allora sentiamo da un esperto. È abbastanza semplice. Allora, se io arrivo su un'autostrada, mi ha bacchettato molto anche l'ex presidente delle autostrade Paniz, col quale ho avuto una telefonata nel quale mi spiegava che anche loro possono fare quello che possono, cercano di tenere più. Allora, se io sono in un'autostrada a 3 corsie, come è successo, come è adesso, un'autostrada a 3 corsie, il traffico è diluito su 3 corsie e ho una certa tensione nervosa. Quando passo a 2 corsie, la tensione nervosa cambia, perché il traffico su quelle 2 corsie è quelle di 3 che però si riducono a 2, il traffico aumenta molto di più. Non posso più immettere la velocità programmata, non posso più mettermi a destra e tentare di telefonare, eccetera, perché su quelle 2 corsie il traffico è molto più caotico se non prima 3. Allora, quel cambio di tensione era lo stesso che succedeva quando avevamo la tangenziale. Arrivavi con le strade a 3 corsie, all'inizio della tangenziale, tra l'inizio, l'innesto e il primo distributore, vi era la maggior parte di incidenti. Cambiava la tensione nervosa. Questo, specificarlo a qualcuno che dopo un tratto di strada ti devi assuefare a un'altra cosa, se dopo l'autostrada che corri a 130 devi fare lo svincolo e bisogna che tieni la macchina anche quando piove, invece tu ti guarderai tutti i battui tutto attorno, perché ti fai l'occhio di correre a 130 e non guardi il contachilometri dopo perché devi fare l'uscita e andare a 40, no, cerchi di fare, hai l'occhio che corre forte e non riesci a farlo. Invito tutti quanti a fare una prova, correre su una strada abbastanza a scorrimento a 30-40 all'ora per un quarto d'ora e poi provare a accelerare a 60-70, non dico a 100, a 60-70, vi accorgerete la differenza, sembra di volare. Allora, se
questa cosa ci venisse insegnata, ci venisse fatta vedere, ci venisse insegnata o ci venisse proposto di fare questo test, uno riesce. A me è successo quando è andato su a Cortina col camion, inverno, neve, catene, 20 all'ora. 20 all'ora arrivo all'autostrada, riesco a entrare perché gli automezzi entrano a Vittorio Veneto Nord, quelli con la cisterna, perché prima si devono fare il fadalto con le catene perché non si può andare fuori. Si è entrati in autostrada, correre a 80 all'ora sembrava di essere su un jet. Provate e vi rendete conto la differenza tra correre a 30 all'ora e correre a 80 all'ora. Questa è la differenza che dopo si ripercuote sulla vostra macchina, sulle vostre ruote, che possono o non possono tenere quella velocità che dopo voi tenerete. Allora, prima di passare a Romina e chiudiamo questa seconda parte, la mia domanda è questa. Cercasi autisti, è vero, però è anche vero che per fare questo tipo di patente, specialmente questa di mezzi pesanti, ma anche la patente in sé, costa tantissimo. Allora, qui qualcuno sta cercando di porre qualche rimedio, di cercare di capire che forse bisogna intervenire in qualche maniera, perché sono figure importantissime. Cosa ci dice Vendrame? È sempre la politica che deve decidere. Quando noi adesso facciamo... Ci sono adesso quelli che non hanno più il reddito di cittadinanza devono essere avviati a corsi per l'inserimento al lavoro. Perché facciamo quei corsi, in quei corsi non inseriamo che qualcuno che ha voglia si faccia anche la patente? Perché tanto i camionisti devono viaggiare, ci sono i locali ma ci sono anche quelli che fanno i viaggi lunghi. Se io parto da Treviso per andare a Napoli o che metto la sede a Napoli perché trovo gli autisti da là e vengono su a Treviso, il camion fa sempre la stessa strada. Allora quel disoccupato non sarà più disoccupato, sarà occupato e in maniera anche buona per prendere uno stipendio molto decente. Ok, non è un lavoro rose e fiori, specialmente quelli che stanno via la notte, che stanno via 3-4 giorni, è un lavoro di sacrificio, però è un lavoro che ti dà la possibilità di poter vivere. Allora, inseriamo anche questo su quel pacchetto di formazione. Facciamo sì che, perché tanto dopo a Treviso se mancano 100 autisti ce li rubiamo con una dita, tra una dita e l'altra, perché ti prometto questo, ti prometto anche quello. Anche perché prima o dopo dovremo intervenire con queste persone, visto che noi altri non li avevamo più perché c'è la denatalità. Scusa Vendrame, ma se no cade la linea. Abbiamo Roberto da Treviso, vai Roberto. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, sono Giancarlo da Treviso, buongiorno Mirella, buongiorno al tuo ospite e un buon fine settimana a tutti gli ascoltatori ovviamente. Ma io volevo puntualizzare una roba, cioè, io giro abbastanza per un motivo o per l'altro, secondo me è la società malata, cioè, soprattutto dopo il Covid, io vedo la gente che non ha pazienza 2 minuti, la gente che baruffa per un parcheggio. Sento per arrivare al mare 2 minuti prima fanno di quei sorpassi assurdi, cioè questo secondo me manca, al di là, perché le pene ci sarebbero, ma la gente è malata, è una società malata. Io ho paura delle volte quando io faccio l'autostrada verso Trieste, se posso quando andiamo in ferie la facciamo sempre di notte perché è un disastro. Veramente c'è da aver paura, altro che lupi, orsi come paventano certi, veramente c'è da aver paura degli umani. No, hai paura del granchio adesso, il granchio tutto forse c'è qualcosa che... Prego Roberto. Così, la gente è schizzata, così purtroppo, e quindi sono di fretta, non rispettano, c'è una prepotenza allucinante, soprattutto sui giovani, poi maleducazione assurda e purtroppo questa è la situazione. Grazie della telefonata. Roberto, Romina, ormai siamo in chiusura, intanto spiegaci perché sei a Roma e cosa stai facendo.
Dai, lo fai perché sono a Roma. Sto facendo dei controlli miei, tu lo sai. Poi ho avuto la fortuna di poter mettermi in contatto con una delle associazioni sulle vittime della strada. Ti ho detto che non mi fermo, ti ho detto che andrò avanti, perché non auguro a nessuno di dormire nel cuscino dove dormo io. Io sono d'accordo che ci siano i giovani, io sono d'accordo che si è parlato fino adesso di semafori, di passaggi pedonali, di tutto quanto. Per me, tu lo sai, la sicurezza da 4 anni che sto combattendo, sto dando l'anima e continuerò a darla fino a che ce la fa. C'è un problema, non sono solo quello, c'è anche l'alterazione che già alle 9 o alle 3 del pomeriggio, sia giovani e non giovani, siamo già ubriachi, siamo già al limite e già corriamo e non guardiamo e non rispettiamo. Le pene, ho sentito il Signore prima, beh tu lo sai, io ho vissuto un processo, non ci sono pene giuste, non ci sono leggi giuste. Dovremmo anche qua un po' modificare. Io sono pienamente d'accordo e chiedo completamente aiuto anche, adesso chiedo scusa, non mi ricordo il nome del Signore, su quello che lui ha detto e che io sto chiedendo da 4 anni. Danilo Vendrame, Romina, Danilo Vendrame. Grazie. Scusi, le chiedo scusa, non mi ricordavo. 45 anni di patente. No, quanti incidenti Vendrame, parentesi? Grossi neanche uno. Ecco, bravissimo. Prego Romina. Ecco, e io dico solo, incominciamo con questo mezzo, mettiamo nelle autovetture, cioè in poche parole, se i ragazzi non hanno il cervello, mettiamo il cervello all'autovettura in poche parole, esatto. Perché stiamo capendo che qui non c'è nessuna istituzione, nessun politico, nessuno. E 4 anni, giusto Mirella, sono che io lotto. Se qualche istituzione, se qualche politico, se qualcuno dal governo avesse capito la dinamica e la gravità che c'è su questi incidenti, avrebbe fatto qualcosa. Quindi io sono del parere che fino a quando uno di loro, provasse a dormire nel cuscino dove dormiamo noi genitori che abbiamo perso dei figli, forse, ma sempre con un punto di domanda, farebbero qualcosa. Quindi chiedo un aiuto ai nostri parlamentari che sono qui in zona, ai nostri sindaci, a tutti quanti. Collaboriamo insieme, che non vuol dire visibilità, vuol dire salvare una vita umana. Grazie Romina Ceccato, collegata con noi da Roma, Associazione Alba, luci sulla buona strada, in bocca al lupo veramente Romina, ti dico anche crepi il lupo perché dicono che non va bene dire che in bocca al lupo, ma è un detto che si dice, ma in bocca a qualcuno andremo per fargli capire che forse è ora che ingoi il rospo e che riesca a capire che bisogna ascoltare le persone per bene, che forse possono dare anche qualche messaggio positivo. Allora, permettimi di ringraziarti perché tu, malgrado dove sia o anche quello che sai, sei sempre al mio fianco e ti ringrazio veramente. Grazie a te Romina. Allora Danilo Vendrame, come ci saluta e cosa vuole dire come ultimo messaggio? Quello che abbiamo lanciato noi, l'ho detto alla polizia stradale qualche anno fa. Se riusciamo, io ho fatto l'esempio a loro, se mettete una macchina prima di una curva pericolosa, l'utente frena e va avanti. Se la mettete dopo, riuscite a fare qualche multa, ma succederà anche qualche incidente in più. Allora, con la polizia stradale abbiamo detto, portiamo avanti queste cose. Non sono cose impossibili e non sono... però non portano visibilità. Queste cose non portano visibilità nel giro di faccio le cose eclatanti, non la portano perché non è immediato. Il discorso di avere la scatola nera sulla macchina del neopatentato non porta visibilità immediata e non porta dati la settimana prossima. Invece i politici nostri hanno bisogno di andare in televisione, di dire domani
oggi abbiamo fatto, oggi abbiamo detto. Ecco, un po' meno, come diceva la signora, un po' meno di visibilità, però fare quelle cose utili per le persone potrebbe essere un sistema per farci credere un po' di più anche nella politica. Vendrame, per dare un messaggio corretto, lei diceva che non era giusto quello che diceva Romina, non c'è questa scatola nera, ma è una scatola per l'etilometro. Qual è? Ecco, lei in che Italia gira, diciamo, adesso vogliono mettere quella dell'etilometro. Per me vogliono mettere anche quella sui neopatentati. A me va bene, non mi cambia niente. L'importante è... Abbiamo visto tutti gli incidenti della domenica mattina, sabato notte, eccetera, che è quella, la strage dei giovani, sono sempre fatti a una velocità molto alta. Allora, se la velocità è molto alta, proviamo a limitare la società. Ma in Europa c'è questa scatola o c'è solo la scatola dell'etilometro? Non lo so. Ecco, perciò non siamo gli ultimi, vogliamo capire... Quella dell'etilometro c'è. Se in Italia... ma perché non possiamo essere noi precursori una volta tanto, che abbiamo tante leggi da ciappare dall'Europa? Ok, una volta facciamo avanti da apripista, riusciamo avanti a fare una roba sana prima. Gli altri ci copieranno, tanto se è sana vanno avanti. Grazie a Danilo Vendrame, Presidente Autotrasportatori Confartigianato Imprese, grazie veramente. Ciao Romina, pubblicità. E vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il professore Eugenio Manzato, storico dell'arte, già direttore dei Musei Civici di Treviso e non solo, anche scrittore, ma soprattutto un uomo che ama l'arte, la bellezza, che cerca di divulgarla, di dare il meglio di sé per far capire l'importanza di osservare, di ammirare, di capire e di conoscere. Grazie professore di essere con noi. Io partirei subito con questo tomo, perché non è un libro, questo è un tomo, guardate questo libro bellissimo. Prego professore, a lei la parola. Allora, ha detto giustamente storico dell'arte, direttore dei Musei Civici, ho fatto lo storico dell'arte per più di 50 anni. Però la mia vocazione giovanile era scrivere di narrativa. E dopo ho messo la scrittura a servizio della storia dell'arte. Qualcuno ha osservato che anche come storico dell'arte ero un narratore, perché nel metodo che mi ha insegnato Rodolfo Palluchini, che è stato il mio maestro all'università, lo storico dell'arte ricostruisce percorsi. Quando noi tracciamo, prendiamo un caso, la storia, la cosa che sto facendo in questi giorni, Juti Ravenna, un artista fra Venezia e Treviso. Partiamo dalla sua infanzia, la sua formazione, poi va a Venezia, poi viene a Treviso. C'è già una narrazione in questo metodo di lavoro. Però sono ritornato invece a questa mia antica vocazione, cioè narrativa di invenzione. No. Siccome sono uno storico dell'arte e sono un appassionato di romanzi storici, ho scritto un romanzo storico ambientato negli ultimi decenni della Serenissima. Lo facciamo vedere? Sì, ecco qua. L'ultima notte del dottor Romani. Serenissima, ha detto professore? Sì. Allora, vediamo se è collegato, vediamo se ho fatto una sorpresa. Niente, ancora no, allora non le dico la sorpresa. Allora la regia sta cercando di fare il collegamento. Ecco, questa Serenissima, che vuoi o non vuoi, la cominciamo a sentire di una volta c'era la Serenissima. Questa Serenissima, specialmente da una parte della Liga Veneta di una volta, ecco, una Liga Veneta che aveva proprio questo simbolo della Serenissima, però ancora non si riesce a capire qual è la verità, professore. Allora, lei ci racconti un po' la storia della Serenissima. Tutti hanno ragione, nel senso, sono 1000 anni di storia. 1000 anni. Sono 1000 anni di storia, qualcosa di più, ma insomma, così. C'è, in questi 1000 anni, c'è un percorso, c'è un'ascesa, un apogeo e una discesa. La discesa comincia presto, con la scoperta delle rotte commerciali oceaniche, soprattutto il periplo dell'Africa con Vasco da Gama, che trova questa via per cui si potevano portare le merci dall'Oriente senza trasbordi.
Venezia seguiva la via di Soria, no? Cioè attraverso la Siria, gli arabi con gli Alesei, sospinti dagli Alesei con le navi, arrivavano fino al Golfo del Mar Rosso, Aqaba, no? Poi trasbordavano su cammelli, lei si immagina la merce di una nave, quanti cammelli richiede, e arrivavano poi sui porti del Mediterraneo, no? San Giovanni d'Acri, piuttosto che Alessandria d'Egitto, eccetera. Da lì le navi veneziane prendevano e portavano a Venezia. Venezia era l'emporio commerciale, soprattutto per il nord Europa. Con la scoperta del Capo di Buona Speranza, quindi che si poteva doppiare l'Africa, comincia lì la discesa, però continua invece ancora per secoli, era ancora conveniente, ancora fino alla fine, no? C'era qualche guadagno nel fare questo trasporto via mare e via terra. Ma c'è soprattutto, così questa noi la chiamiamo repubblica, no? Era una repubblica, in realtà era un'oligarchia. No. C'è un progressivo restringimento del potere con la serata del Maggior Consiglio. Queste sono le famiglie che fanno parte dell'aristocrazia, che governano. Sono stati dei governanti eccezionali per secoli, direi quasi fino alla fine. Ma c'è stato alla fine, proprio nell'ultimo secolo, l'interesse familiare ha prevalso sull'interesse dello Stato. Per secoli l'interesse dello Stato era prevalente anche sugli interessi familiari. E funzionava tutto bene. E funzionava. Erano così persone impegnatissime nel governo, nell'amministrazione del territorio, no? Hanno portato ricchezza al nostro territorio. Alla fine, questo è proprio il caso del nostro personaggio, che si batte insieme con pochi aristocratici illuminati. Siamo nell'epoca dell'illuminismo, quindi l'affermazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di fraternità. No? Questo era l'illuminismo. Questo è l'illuminismo, il progresso nelle scienze. E qui c'è proprio tutto quanto un percorso che fa questo personaggio, che troviamo piccolo, bambino piccolo e poi fanciullo a Santa Cristina. Sono partito dal mio territorio, perché lo conosco bene, perché lo amo, perché mi dà linfa ancora. E poi va in collegio a Venezia, studia a Padova, in collegio con i Gesuiti. I Gesuiti erano un ordine che includeva l'illuminismo, cioè metodi illuministici nella sua didattica. Scusi professore, sa perché ho detto era illuminismo? Perché mi sa che adesso non c'è più illuminismo, sono spenti. Cioè speriamo che qualcuno riesca ad accendere, perché secondo me siamo ancora attuali, sono ancora di attualità questi principi. Avete capito? Allora le presento subito l'ospite, professor Manzato. Abbiamo Franco Rocchetta, collegato da Conegliano, padre della Liga Veneta. Buongiorno Rocchetta. Buongiorno. Ha visto che ospite ho messo di fronte? Buongiorno. Io ho visto e ho cercato appena che ho pronto il sorriso, ma non sono riuscito a mettermi in contatto con lei. Non si preoccupi Rocchetta, allora si parlava della Serenissima. A proposito, spieghiamo perché questo nome, professor Manzato? Perché così viene fuori nel tempo, no? Se lo danno loro, no? Repubblica Serenissima, loro erano attentissimi alla promozione del loro Stato. Venezia è città turistica ben prima che nasca la parola turismo, no? E diventa, allora c'era in Italia, sono gli inglesi, sa, che danno inizio a questa, non per caso noi usiamo la parola turismo, no, perché loro facevano il Grand Tour, no? Nell'educazione del giovane aristocratico era compreso, stavano via anni, no? E le mete italiane erano Napoli, Roma, Venezia per ultima. Dulcis in fondo. Dulcis in fondo. Ma ancora prima, cioè il fasto
del Palazzo Ducale, questi saloni decorati, dovevano servire proprio come erano un biglietto da visita nei confronti degli ambasciatori stranieri, nei confronti dei visitatori illustri. Ricordiamo Enrico IV, no? Quando vanno a prenderlo in Ungheria e lo portano a fare il re di Francia. Era un giovane di 25 anni, no, e vogliono che gli resti il ricordo di Venezia, allora feste, inviti, eccetera, ma durante una festa, così alla chetichella, lo fanno incontrare con Veronica Franco, una notte d'amore, con una poetessa. Si immagini che ricordo è rimasto questo giovane di 25 anni di Venezia. Ecco, quindi attentissimi all'immagine, quindi anche la Serenissima. No? Allora, Rocchetta, come ci racconta, ecco, cosa è rimasto di questa Serenissima, dove, come ha spiegato bene il professor Manzato, lo Stato all'inizio veniva prima di tutto, uno Stato che funzionava a meraviglia. Prego, Rocchetta. Ma mi dispiace aver perso il principio, comunque grazie e qualcosa ho capito. Sulla ricostruzione storica in 1000 anni eccetera sono d'accordo in parte. La descrizione che ho sentito, che sono arrivato a sentire, è quella prevalente, magari ci torniamo un attimo dopo, non intendo polemizzare. Devo dire che il libro l'ho comprato, in una pausa lo cercherò, perché non sapevo chi fosse l'ospite. L'ho aperto a caso in qualche punto, ho visto un nome che mi è piaciuto molto, un Francesco Battagia, e quindi dopo magari ti spiega, un messaggio rapido al professore, dall'autore, mi identifico, mi piace molto Francesco Battagia, anche il mio nome di battido, perché sono stato battezzato come Francesco. E ho visto anche il nome di un altro Francesco che non mi piace per nulla, Pesaro, che lo considero un traditore. Quindi questo come minimo orientamento. Ho aperto a caso, vedo che il giovane romano apprende il Veneto, e non solo nei tratti più esteriori. Oggi si pretende parlare Veneto, insegnarlo in una forma caricaturale, impoverita e miserita, mentre il giovane romano assorbe, ed è normale, chiunque, anche il mio amico americano, in italiano nero, in veneto negro, aveva acquisito che si chiama un termine C'è una brutta connessione, purtroppo non è che si senta bene quello che sta dicendo Rocchetta, abbiamo una connessione non ottima. Lo so, problemi. Adesso è meglio? È un pochino, sì. Allora dico che vedo che il giovane, la cui parabola, la cui vita viene seguita dal volume, e sempre mi incuriosiscono i romanzi storici, perché vorrei sempre capire, non sempre ci sono gli elementi per capirne, se prevalga la documentazione concreta o la fantasia, ma penso prevalga. Vedo che questo giovane usa normalmente, come chiunque voglia essere veneto, le interdentali, che sono quelle, le abbiamo in inglese, le abbiamo in greco, in spagnolo, in albanese, in islandese, in tante altre lingue. A scuola non ce li insegnano bene nemmeno in inglese, perché non ci dicono che in Veneto ci sono, anzi io ho visto, se mi sentite, pestare a sangue un compagno di classe, a sangue, da un maestro nostrano, non de fora, non foresto, il mio compagno di classe, perché non abbandonava, quando parlava veneto, questi interdentali. Ecco, quindi dico, l'impressione del volume è buona, è molto buona. Sull'illuminismo, forse l'avete già detto, lo direte, sarà anche nel romanzo. Purtroppo devo dire una cosa, oggi nel Veneto, per una serie di motivi, c'è una realtà tragica, che viene venduta un'immagine della Repubblica Veneta come se la Repubblica Veneta fosse ancella, cioè di supporto agli Asburgo o al papato, questo soprattutto a Verona, ed è un problema di non poco conto. C'è un volume di Venetica interessante al riguardo, la città in fondo a destra,
e ce n'è stata una sceneggiata, una provocazione terribile al Lido alcuni giorni fa, nel nome degli Asburgo e nel nome del papato, di una visione terribile della religione, si prostituisce alla bandiera di San Marco, e quindi polemiche, quindi pagine intere per quello che è successo al Lido, se volete ci torniamo. Mentre l'illuminismo è alimentato dalla Repubblica Veneta, ed è alimentato non soltanto negli ultimi decenni del Settecento, ma vorrei dire che la Repubblica Veneta prelude in tutto e per tutto, e ben prima dei 1000 o 1100 anni di quali si parla oggi, a quello che è l'illuminismo. Poi si parla di Napoleone avrebbe portato qui il giacobinismo. Napoleone era nemico dei giacobini, perché fin da bambino sognava di emulare, imitare e superare Cesare e Alessandro. Quindi butto rapidamente, mi dispiace se non mi si sente bene, tutti questi elementi per dire che, e lei ha chiesto oltretutto cosa c'è, cosa continua della Repubblica Veneta. Secondo me continua molto, perché per me la Repubblica Veneta non finisce nel maggio, per me di fatto la Repubblica Veneta non finisce nel maggio o quel 12 maggio del 97, non finisce ad ottobre con Campoformide, non finisce tutta una serie di rivolte sulle quali a volte c'è retorica, spesso c'è disinformazione, non finisce nel 48-49, non finisce nemmeno il tempo della Prima Guerra Mondiale, quando c'è una Repubblica Veneta che si oppone in tutti i modi, attraverso anche personaggi nel Parlamento italiano, si oppone in tutti i modi alla guerra, per realizzare la quale gli inglesi hanno pagato a peso d'oro per Mussolini, che adesso viene un po' troppo adorato, senza conoscere, senza sapere evidentemente cosa abbia, di quali crimini orribili sia stato responsabile. E per inciso, finché posso parlare, mi soffio dello schiavo. Io sono figlio di uno schiavo e mio padre è stato schiavo per anni in un lager nazista, grazie anche a quel Mussolini che è stato pagato a peso d'oro un po' dai francesi. Ma forse se tiene fermo il cellulare è meglio, la sentiamo meglio, se no se vai giù, va su e giù la voce. Allora Rocchetto, ci fermiamo un momento per capire anche come commenta quelle parole che siamo riusciti a sentire, quello che abbiamo capito in parte, perché non è che abbiamo una connessione, ma lo inviteremo in presenza anche la prossima volta. Quello che però il professor Manzato vuole dire a Franco Rocchetta. No, mi ha colpito, cioè lui ha colto questo discorso del bilinguismo del protagonista, no, perché il protagonista che cresce a Santa Cristina, allora io avevo l'esigenza di scrivere un libro narrato in prima persona, no, da un veneto. No, lui si definisce veneziano, perché quella volta non esisteva l'accezione veneziano, e parla veneziano. No? E come si fa a scrivere le memorie tutte in veneziano? Allora mi sono inventato che lui è figlio di 2 transfughi toscani. Padre e madre sono transfughi toscani. E lui, con i suoi genitori, c'è un capitolo, babbo e mamma. No, lui chiama babbo e mamma. Questo era il modo con cui si rivolgeva ai genitori, ma coi compagni e con tutti gli altri stava ben attento a parlare di loro come me pare e me mare, no, perché altrimenti lo prendevano in giro. No? Il contrario di adesso. E allora lui dice: io coi compagni, sa la pronuncia, perché quella volta dicevano dioba, cioè aspirate, dentali, no, non mi sono inoltrato più di tanto. Io adopero il veneto che adoperavo da piccolo, no, io sono venetofono, mi è cresciuto così, l'italiano si parlava così anche in casa, perché era il più piccolo di fratelli che avevano studiato e così, però la lingua di comunicazione era il veneto. E quindi è il dialetto che parlavo io, quello che parla il protagonista. Però lui nel momento in cui entrava in casa diventava romano, perché lui fino a una certa età non viene fuori che i suoi genitori sono toscani e loro pensano romani, anche il nome, che è un nome finto,
questo qua, non è il vero nome, non è il vero cognome, no, lo vedremo perché, leggendo il romanzo. E c'è appunto questo discorso del bilinguismo e lui parla indifferentemente anche con quella che sarà la sua compagna, che è la vedova di un duca francese, però lei è veneziana, una nobile veneziana. Allora loro alternano veneziano, italiano e francese, anche visto che lui parla francese e lei parla anche francese. E quindi anche nei dialoghi, no? Cominciano in veneto, continuano in italiano e finiscono in francese. Allora, Rocchetta, questo italiano, questo veneto, questo dialetto veneto, questa lingua, molti dicono è una lingua il dialetto veneto, la lingua italiana. Ecco, la sua versione qual è, Rocchetta? Che è una lingua come se lo spagnolo, il francese, l'inglese, il tedesco, o il russo, polacco e via via, sono due lingue distinte, non l'una dialetto dell'altra. Il veneto è una lingua. E lo è per un'infinità di motivi, e lo dico, alcuni dicono lingua, altri dialetto. Alcuni dicono che sulla Luna ci sono uomini, persone, donne, altri dicono di no, è la stessa cosa. Ma dico solo questo, che 42 anni fa Manlio Cortellaccio, il maggior linguista, il maggior dialettologo, non soltanto veneto, non soltanto italiano, ma fra i maggiori o i massimi d'Europa, mi ha chiesto di dimostrare nel cuore dell'Università di Padova perché il veneto sia o è lingua e non dialetto. L'ho dimostrato, una lezione a Palazzo Maldura 42 anni fa, primavera del 1981, l'ho dimostrato allora, in 42 anni, parlando seriamente, non scherzando, nessuno è riuscito a dimostrare il contrario. Quindi è una lingua, ed è una lingua, però è la lingua di una realtà come quella veneta, e non è soltanto Stato e Repubblica, e non è soltanto una nazione. Che sia nazione veneta ce lo riconoscono i tedeschi, i russi, i francesi, gli spagnoli, i cinesi anche. Qui c'è il timore di dire che siamo nazione. Anzi, ricorderò che nel 1979 siamo stati fermati, un amico ed io, a Belluno, stavamo attaccando manifesti fatti a mano, peraltro, in gran parte da me, e da due in borghese erano carabinieri, e questo può essere importante. Erano carabinieri, era il novembre del 1979, e che ci stavano seguendo e ci chiedono di tornare alla nostra macchina, torniamo alla macchina, e dei due carabinieri, l'ufficiale era non veneto, e quello di grado inferiore era veneto, ed è il veneto a dire all'ufficiale guardi, non ricordo il grado adesso, comunque non vorrei, guardi cosa hanno qui, avevamo la targa Nazione Veneta, ed è l'ufficiale dei carabinieri superiori che dice al Veneto, ma come, questo il Veneto non lo sai, certo che il Veneto è una nazione, il Veneto è anche una nazione, il Veneto è molte cose, anche una civiltà, ma il Veneto è, e qui uso un'altra parola che può essere fraintesa, specie adesso nel momento, questa guerra dove si stanno scontrando, non entro nei particolari, perché poi il discorso, ma il Veneto è anche un impero, e non lo è soltanto dopo il 1204 o quando che sia, non è la storia di una città, una repubblica, un impero. È un impero anche prima, della fondazione di Roma, è un impero che già 4.000 anni fa è un impero commerciale, non militare. Rocchetta, la interrompo un secondo perché purtroppo il tempo corre, le domande sono tante. Allora questo impero che ha cercato di portare avanti la Liga Veneta, poi la Lega Nord, e adesso c'è questo impero veneto che si sta frantumando per quanto riguarda la Lega. Molti stanno uscendo da questo, scusi e poi finisco, da questo partito, Rocchetta, questa autonomia che non arriva, questo impero che è passato alla Lombardia, tanto è vero che sono sempre stati i lombardi che hanno comandato nel Veneto, anche se la Liga Veneta è nata nel Veneto a Treviso, io mi ricordo benissimo di lei a Palazzo dei 300 con Gobbo, Michelon,
Marilena Marin, me li ricordo benissimo questi nomi. Qualcosa è successo che questo impero si è sgretolato, eppure era il grande ricco nord-est, quello che tirava avanti l'economia per tutta l'Italia, quello che dava ossigeno a tutti questi grandi imprenditori con la quinta elementare, capitani di industria, però che avevano rispetto dell'operaio, che facevano le case per gli operai come prima cosa che facevano, che davano lavoro a tantissima gente, non c'era la diversità come adesso vediamo purtroppo di questa paura del diverso in maniera incredibilmente anche disumana molte volte. Ecco, cosa sta succedendo, Rocchetta? Purtroppo devo correre perché sennò ci vorrebbe 12 mesi per raccontare tutta la storia. Prego, Rocchetta. Davvero. No, però finisco rapidissimo, visto che prima. Già 4.000 anni fa, quindi ben prima della fondazione di Roma, c'era questo enorme impero commerciale, culturale e civile, con vie di comunicazione e marittime, con l'Egitto per esempio, e marittime e terrestri fino alle isole britanniche, poi attraverso il continente e poi anche... L'ha spiegato bene prima il professor Manzato che lei non ci sentiva. E adesso? Adesso la sentiamo. Allora, c'era questo impero commerciale dove però le vie di comunicazione e di terra e di mare erano difese anche militarmente. Questa è sempre stata la dimensione dell'impero veneto, quindi non aggressivo, e con l'impero romano c'è stata una simbiosi, non una sottomissione. Allora, questo impero veneto, come quello romano, come quello persiano, come quello cinese, si è servito di molte lingue. Ho sentito nominare la Suria. Nel XIII secolo i veneti battono moneta ad Aleppo con le iscrizioni, con le scritte in arabo. Allora, per dire il ruolo, la dimensione della lingua italiana e della lingua veneta, magari anche o della tedesca, o della cinese, della russa, o dell'araba, deve essere una dimensione di convivenza, non di presunzione di predominio o di soppressione della diversità linguistica. Perché nel Veneto, nella Repubblica Veneta, anche quella moderna, si è sempre parlato certamente veneto, e avevo intuito, capisco, trovo conferma che così è nel volume del professor Manzato, ma si parlava anche sloveno, si parlava albanese, si parlava anche turco. Ancora fino a metà Ottocento si parla turco a Venezia ed è documentato, e da bambino a Venezia c'erano ancora persone che parlavano albanese, persone che parlavano turco. Ecco, quindi lei mi dice adesso cosa c'è. Perché nel 94 la Liga Veneta viene dominata da una forza che è P2. Allora ecco perché da allora la storia della Liga Veneta è travagliata. Continuano ad emergere personaggi onesti, limpidi, amministratori seri, coscienziosi e altri più o meno pregiudicati. Nei millenni, non parlo di secoli, nei millenni lo spazio veneto è lo spazio dell'armonia tra l'uomo e l'ambiente, nonostante un progresso materiale, scientifico, anche industriale, notevole. Perché ancora a fine Settecento noi sopravanzavamo anche lo spazio tedesco e l'Inghilterra in moltissimi campi. Avevamo ancora la seconda flotta del mondo dietro a quella britannica. E poi non parliamo dell'Ottocento e del Novecento, ma giorni fa su tutti i quotidiani veneti, esponenti dell'industria veneta, parlavano ancora del Veneto di oggi come una realtà commerciale, economica, imprenditoriale, industriale all'avanguardia non solo in Italia ma in Europa. E però si è perduto, e di questo la Liga, chiamatela come volete perché dopo il 94 è un'altra cosa, nonostante la presenza di persone valide, oneste, pulite, come spesso sono un po' in tutte le forze politiche, forse un po' di più nel Veneto perché c'era una tradizione, ma contemporaneamente ci sono aberrazioni orribili, tant'è che oggi il Veneto è una delle aree più inquinate, più devastate dell'intera Europa. Dobbiamo interrogarci su questo. E quindi l'autonomia. Proprio ieri al Parlamento cosa è passato? È passato un emendamento per cui se e quando, bontà loro, lo Stato italiano, fra l'altro dimenticando i principi fondamentali della Costituzione, lo Stato italiano vorrà concedere qualche cosa a queste 15 regioni di serie B, lo potrà anche togliere.
ma come mai una norma del genere non c'è per i 5 stati semi-autonomi? Le 5 regioni a statuto speciale che ci insegnano sono nate per motivi fantasiosi, la realtà è un'altra, per motivi invece di ordine internazionale. Quindi anche l'autonomia che è in cantiere con Calderoli, che sarà anche bravo, simpatico, io ricordo aspetti simpatici e più o meno simpatici di Calderoli. Però perché non si è detto, è passato l'emendamento allo Stato italiano, che dovrebbe essere soltanto uno dei componenti della Repubblica, e invece si comporta come fosse quella filo-oligarchia, il potere quasi assoluto. Lo Stato italiano può togliere l'autonomia. Certamente dobbiamo essere contenti, in Ucraina le minoranze tutte vengono calpestate, tutte, tartari compresi, ma questo non si può dire. Allora certamente qui la situazione è migliore, però non è rosea e non c'è voce né da Calderoli, ancora meno da Salvini naturalmente, ma neanche da parte del Presidente Zaia o di altri esponenti del governo veneto attuale. Non c'è una voce che dica, sì, oltre al tradimento del patto più che millenario col territorio, perché qui lo si devasta e lo si avvelena allegramente, che dica ma com'è possibile che lo Stato pretenda di revocare un'autonomia che non ci ha ancora concesso, se non quel poco grazie ad Eugenio Batto, un grande veneto. Ricordo che al governo la premier è Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia romana. Sì, c'è Salvini, c'è anche Tajani, ma che comanda è Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, la quale ha detto chiaramente: guardate alla Serracchiani che io non sono un passo indietro a nessuno di questi uomini che sono vicino a me. Detto questo, anche perché vorrei sentire anche il professore Manzato su questa narrazione, ma sulla bellezza di questo meraviglioso paese, questi musei che abbiamo, queste opere d'arte molte volte sconosciute, si fa fatica. Lei è stato un illuminato nel vero senso della parola, perché capiva l'importanza che avevamo anche nei magazzini all'epoca, nei magazzini nascosti di queste opere. Prima è stato nominato Iuti Ravenna, me lo ricordo Martini, Adamo ed Eva nel magazzino, cioè ricordiamoci anche le storie, perché come dice Rocchetta la storia è quella, non è che la puoi cambiare, ed è una realtà, perché avevamo i mecenati, avevamo persone illuminati che investivano tantissimo. Prego, professor Manzato. Sì, allora non casualmente qua è entrato lo storico dell'arte. Facciamo anche vedere questo libro. In copertina. Aspetti che lo tengo io così lei parla, eccolo qua, così lo inquadriamo bene. C'è il particolare di una veduta veneziana, un notturno. Siccome il titolo, per stare in coerenza col titolo, l'ultima notte del dottor Romani, avevo bisogno di un notturno veneziano. Sono rarissimi, credo stanno tutti nelle dita di una mano, no? I notturni veneziani del secondo Settecento. Questo è Gaspare Ediziani, la festa notturna, la sagra notturna di Santa Marta, no? E così avevo bisogno di evocare un notturno, la laguna, figure in costume, e quindi qui è entrato lo storico dell'arte, una cosa non così conosciuta, anche se è stata esposta anni fa in una mostra a Casa dei Canaresi, la mostra sul vedutismo del Settecento. Noi abbiamo questo patrimonio straordinario, no, che entra nell'identità della nostra nazione. Noi, anche di fronte agli stranieri, siamo identificati per la nostra storia e soprattutto per la storia dell'arte. Abbiamo insegnato a tutto il mondo, dal Medioevo, ma poi soprattutto dal Rinascimento. Questo sono momenti straordinari della nostra identità. No? E anche qui c'è un'identità del personaggio. È un personaggio che cerca di superare, di valicare i limiti del Veneto. Lui va a informarsi, è anche massone. No, lo dichiara fin dalla prima Visto che prima abbiamo nominato la P2 con Rocchetta. La P2 non è più, la massoneria originaria è
è un'emanazione dell'illuminismo, no? Sono questi confratelli che si mettono insieme per combattere contro l'oscurantismo, contro l'ignoranza, per far progredire le scienze, per far progredire l'industria, il lavoro. C'è un personaggio chiave nel romanzo che è il conte Paolo. C'erano degli aristocratici illuminati, nei incontri ha nominato il Battaglia, Prima, sì. che era innamorato di Napoleone, innamorato nel senso che lo vedeva come un idolo Napoleone, uno che portava questi principi straordinari in giro per l'Europa. E questo conte Paolo come dire, affranca i suoi contadini, aiuta i suoi contadini. C'è una famiglia, quella dei vicini di casa del protagonista, in cui c'è uno che è particolarmente bravo nei lavori di falegnameria e con i figli mette su una bottega di falegnameria, e il conte Paolo non solo approva, finanzia anche questa cosa. Voglio dire, c'è questo discorso di progresso, e il protagonista, il dottor Romani, viene mandato dai confratelli, lui lo fa apparire, va insieme con la compagna, no? con Lucrezia, no? Che è un'aristocratica, fanno un tour praticamente, Milano, Firenze, Bologna, no? Dove lui va a vedere, incontra fratelli delle varie città, massoni delle varie città, e c'è per esempio in Toscana sono state fatte delle riforme. Lui che è medico va a vedere come sono gestiti gli ospedali in queste città. Ne tiene nota, a sua volta lui fonda un piccolo ospedale dove dà ricetto a quelli che non venivano accolti negli altri ospedali. Perché era un illuminato. Era un illuminato. Noi ne avevamo. Io ricordo, professor Manzato, che lei l'ha conosciuto poi molto bene, Dino De Poli, sì, che certo. per me è stato un illuminato, perché lui capiva l'importanza dell'arte e della cultura. Assolutamente. E di sicuro non si è portato nella tomba queste cose. Non avevano le ruote, le ha lasciate. Conserva, il famoso conserva, che è scritto anche nelle facciate di molte case in Toscana. Questi anche commercianti che erano diventati dei mecenati per l'arte, per la cultura, per la bellezza, che scrivevano: io ti do questo, conservalo. Quello che non siamo riusciti a fare, quello che poco, perché non abbiamo pochi illuminati, e chi è illuminato non viene preso in considerazione, perché non è che l'arte, la storia, la cultura, l'intelligenza regni sovrana in molta politica. Ed è là che si muove il tutto, è là che c'è la stanza del bottone da premere, che è quello che darebbe ancora più valore a questo meraviglioso paese. L'ha detto lei, vengono in Italia perché? Ma dove vai a trovare le opere d'arte che abbiamo noi? Ma dove vai a trovare questo bel paese, come tutti ci chiamano, a costo zero, perché siamo dei musei a cielo aperto. Lei è già direttore dei musei del Veneto, perciò un museo a cielo aperto dove lo trovi? Guardi, prego. La nostra città, tanto per fare un esempio. No, ecco, io l'ho definita, ho tentato un progetto che poi non è passato, ma come se ne fanno tanti, che si chiama un museo in forma di città. Perché noi abbiamo già nel momento in cui entriamo, siamo in un museo. Mi sono inventato che il centro storico di Treviso è grande all'incirca come l'area del Louvre. Quindi noi entriamo in questa città, entriamo nei vari musei, no? Ed è come entrare nelle sezioni di un museo grande, di un museo a cielo aperto. Ma io dico di più, noi che cresciamo in questi contesti, no? Armoniosi, con la bellezza che, anche se sembra che non la osserviamo, che non la vediamo, però si sedimenta. Io vado in chiesa, in una chiesa antica, bella, luminosa, con gli affreschi, con le pale, questo organo che suona. No, la messa per me ha ancora più valore, nel senso che mi appaga, no? Anche in queste cose che amo. No? È condivisa questa cosa da tutta la comunità che mi sta intorno. Si sedimentano queste cose, ma il Made in Italy, per cui noi andiamo famosi nel mondo, perché?
Anche la sartina di campagna sapeva farti una volta un abito che era un modello, perché noi cresciamo con questa bellezza, di cui anche se non ci rendiamo conto coscientemente, però la sedimentiamo e viene fuori nei prodotti che diamo. Perché ce l'abbiamo nel DNA, la creatività ce l'abbiamo. L'assimiliamo, come con l'aria che respiriamo. Gli altri ci copiano perché non siamo capaci di venderci bene, non noi, ma qualcuno che dovrebbe farlo. No, ma ha ragione l'onorevole Rocchetta che noi siamo... Non mi piace la parola impero, non voglio adoperare la parola impero, ma noi insomma andiamo nel mondo. Andiamo nel mondo come veneti, no, ma con i nostri prodotti. E rispettati nel mondo che ci mettono il tappeto rosso. Io ho fatto dei lavori per un'industria, quando era un'industria a Treviso, no, così. Mi sono reso conto delle eccellenze che abbiamo sul territorio. Sentiamo come ci saluta, come chiude Rocchetta, che lo inviterò di persona perché scusateci ma purtroppo le connessioni sono così, non è colpa nostra e neanche di Rocchetta, prego. Quanto tempo? Quanto ancora? Qualche minuto. Tanti argomenti, ringrazio, tutti belli. Nominata la massoneria, viene demonizzata o esaltata. La P2 è una forma degenerata di massoneria. Certo. Nel Settecento massoneria era comunque molto diversa da quella attuale e nella stessa Venezia, non a caso, venivano chiuse alcune logge, altre venivano lasciate aperte. Questo perché la massoneria, come qualsiasi altra forma associativa, ideale, commerciale, spirituale, può avere degli aspetti luminosi e degli aspetti negativi. Se dei massoni hanno fatto qualcosa di buono, se i massoni hanno fatto qualcosa di cattivo, è come il cristianesimo. Nel nome di Cristo si sono fatte le imprese, azioni più diverse nel nome di Marx e di quel che sia. Però siccome mi piace, vorrei che tutto venisse, condivido la visione ampia, globale, universale del professore, che penso di condividerla. Tra 2 giorni, oggi è il 9 settembre che segue l'8 settembre con tutto quello che è successo 80 anni fa, ma fra 2 giorni sono 50 anni tondi del crimine orribile, spaventoso, e nessun tribunale internazionale si è mosso per questo, ne si muoverà. Io ho conosciuto anche personalmente, ci ho parlato molte volte con Henry Kissinger, il colpo di Stato nel Cile, che vede la morte del presidente Allende e una persecuzione terribile di tutte le forze più genuine, compresi i popoli originari del Cile, per 18 anni, e qualcosa resta ancora del periodo di Pinochet. Vorrei dire questo, non ero sicuro, poi ho parlato con la moglie, la vedova di Allende, me lo ha confermato, tanto Salvador Allende, con le sue idee, con la sua politica, con la sua storia, quanto il generale Augusto Pinochet. Entrambi erano arrivati al grado supremo della massoneria cilena. Erano 2 massoni entrambi, eppure 2 mondi totalmente diversi, Pinochet ed Allende. Questo è un aspetto. Questo ci tengo a dirlo, perché in Veneto c'è la massoneria, c'è stata, la P2 ha preso il controllo attraverso elementi lombardi della Liga, che pur avevamo difeso per decenni anche nei tribunali contro ogni tentativo di infiltrazione. Questo è avvenuto nel 94. Rocchetta, devo chiudere perché il tempo purtroppo è tiranno, ma non ce la faccio più. Io ringrazio veramente Franco Rocchetta, purtroppo il tempo è questo, la televisione è così. Saluto il professore Eugenio Manzato, ricordiamo il titolo del libro, professore. Allora, L'ultima notte del dottor Romani, l'editore CR, perché ne ho cercati prima di arrivare qui, CR, una casa grazie anche al professore Eugenio Manzato, storico dell'arte, già direttore dei Musei Civici di Treviso. Grazie tantissimo anche a voi, sempre attenti, molte grazie, buon sabato, buona domenica. E adesso facciamo la poesia di Mirella, Rimarrà il sorriso. Grazie, ciao. E anche con questa settimana si conclude questa grande cavalcata che abbiamo iniziato lunedì
4 settembre, dopo questo mese di riposo, forse anche meritato un pochino, mi avete detto, ma soprattutto perché vi piace la poesia. E io sono molto contenta perché voi mi mandate i messaggi, mi chiamate, anche a delle ore impossibili, però va tutto bene, poi casomai vi richiamo. E perciò continueremo con quello che vi piace, perché noi siamo molto rock, anche se le poesie sono un po' lente. Questa mattina ho scelto questa, visto che manca tantissimo a tanti di noi, cos'è? È il sorriso che non c'è più nelle persone. Sono molto tristi, forse non è vero che i giovani sono tristi, alcuni, ma la maggior parte sono sorridenti, anche i bambini, perciò cerchiamo di capire i loro sorrisi. E il sorriso. Qualcosa dentro di me mi scampa fora, quasi non mi accorgo di niente. In son batter de occhio e il viso s'indora, quanto bella sta espressione della gente. E il veudo di apè cambia coi ore, se slonga, se scursa, se strenze. I occhi de paca cambia di umore, i avari se tira, a bocca in fora se spense. Se vede subito col'è forsà, e il nostro corpo non è busiaro, e anche se uno si abitua, a sua faccia non ha niente di chiaro. E il sorriso gava ore se l'è naturale, solo qui ho una luce che splende, ma non si fassi e neanche banale, e manco ancora e se compra e se vende. Grazie, grazie, ciao, la prossima settimana, buon fine settimana e vai con lunedì prossimo!